pomeriggio a tutti, benvenuti alla seconda parte di questa edizione del Job Day 2023 con sede ad Olbia. Oggi abbiamo lavorato tantissimo, Maika. Tanti appuntamenti, una location particolare, siamo all'interno di un aeroporto, però sembra che tutti si siano trovati bene, abbiano vissuto in modo diverso questa esperienza. Qual è la prima impressione? Il territorio ha risposto benissimo all'invito, questo invito di incontro tra domanda e offerta. Le imprese hanno colto questa occasione e hanno partecipato numerose, così come numerose sono state le risposte da parte delle persone che sono in cerca di lavoro. Quindi questi dati sono davvero molto positivi, poi raccoglieremo anche i risultati dell'esito di questo incontro, però ecco, la risposta è stata davvero ottima, ma è stato ottimo anche l'interesse e l'affluenza da parte dei giovani, ai quali abbiamo dedicato una sessione di seminari, di laboratori su come si cerca lavoro, come si entra nel mercato del lavoro anche attraverso la considerazione della propria web reputation. Quindi una fase di orientamento per i giovani in uscita dalle superiori fondamentale, proprio per quel mercato del lavoro che si vuole costruire guardando al futuro, guardando all'innovazione e ad uno sviluppo sostenibile. Tra i settori di interesse oggi che abbiamo approfondito, che sono oggetto di tanti colloqui, abbiamo il turismo. Questa location è perfetta, è la perfetta sintesi tra il territorio, l'accoglienza e il trasporto. I temi strategici per tutta la Gallura, ma per tutta la Sardegna. E forse è proprio in questo che abbiamo ritrovato l'unicità di questa sede. Poi riprenderemo il tema durante il panel, quando avremo tra gli altri anche l'amministratore delegato dall'aeroporto, ma oggi subito iniziamo con tutti i nostri lavori del pomeriggio. Abbiamo un'intervista importante, poi seguiranno gli interventi tecnici da parte delle strutture dell'assessorato e dell'ASPAL, la nostra tavola rotonda con 6 imprenditori e manager visionari. Cercheremo di proiettarci nel futuro più recente, ma anche guardando un po' più in là, cioè cercheremo di andare da qua a 10 anni per capire quali saranno i business del futuro, quali saranno le attività e quindi quali ricadute occupazionali. E poi chiuderemo con Romano Benini, che è uno dei nostri più affezionati partner, e poi con le conclusioni, Maika, dove cercheremo di tirare le fila di questa giornata per proiettarci anche agli altri 4 appuntamenti che caratterizzeranno il grande lavoro che Aspal sta facendo e, permettimi di dire, per il territorio, per la Sardegna, per i tanti ragazzi e per i tanti giovani che stanno cercando di cogliere tutte queste opportunità. E allora, visto che di opportunità parliamo, iniziamo a parlarne in uno scenario regionale. Abbiamo un ospite di eccezione con noi, che è il presidente nazionale della Fondazione dei Consulenti per il Lavoro, il dottor Vincenzo Silvestri. Grazie, dottor Silvestri. Prego. Maika, metti qua tu. Sì. Ok, bene. Dottor Silvestri, grazie per essere qua con noi, so che è molto impegnato, il momento è caldo perché tra PNRR e tante altre attività io credo che non ci sia né il tempo di seguire tutto, ma neanche l'energia dalle volte, per cui apprezziamo doppiamente la sua presenza. Con lei vorremmo, in accordo con la dottoressa Aversano, condividere con tutti i partecipanti al Job Day lo scenario nazionale e l'evoluzione. Nel vostro osservatorio privilegiato conoscete sia gli strumenti disponibili, ma anche qualcosa che può essere migliorato. L'obiettivo è rendere le imprese più competitive, più innovative, cogliere le opportunità del PNRR. Dottor Silvestri. Grazie a tutti per questa splendida iniziativa. Anch'io ho partecipato nel mio ruolo a diversi Job Day in giro per l'Italia. No? Il Job Day di Verona, diciamo, è quello tradizionalmente più, non dico più famoso, ma insomma forse più antico. Devo dire che questa iniziativa all'interno di questa location assolutamente unica, non si immaginerebbe mai la possibilità all'interno di un aeroporto riuscire a organizzare un'evidenza del genere, ha invece una lungimiranza e una caratteristica veramente unica, e quindi mi complimento con gli organizzatori e con chi ha pensato questa iniziativa. I temi sono molto importanti, peraltro dico, la platea dei giovani, insomma, ci carica di responsabilità in questo senso. Io qui ho un doppio ruolo, se così mi passate un po' il termine. Io sono principalmente un consulente del lavoro e quindi come tale sono
diciamo, una professione che, come sapete, insomma, ha aderenze nel mondo aziendale, quindi diciamo, ha per sua tradizione il raccogliere le lamentele o comunque insomma, le aspirazioni lamentele dei progetti delle aziende. Per definizione il consulente del lavoro appunto è un intermediario tra pubblica amministrazione e imprese, e quindi è colui il quale insomma, ha sensori abbastanza numerosi su quelle che sono le esigenze delle imprese. Nello stesso tempo in questo momento assumo anche il ruolo di presidente della nostra agenzia per il lavoro. I consulenti del lavoro sono l'unica professione ordinistica, del ramo ordinistico, che hanno avuto, grazie insomma, alla lungimiranza del legislatore, hanno l'opportunità di appunto costituire un'apposita agenzia per il lavoro, regolarmente ovviamente iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro, e che quindi con l'autorizzazione apposita svolge questa attività di intermediazione. Anche qui non è un caso che i consulenti del lavoro abbiano e possano gestire un'agenzia per il lavoro, proprio per il fatto che la propria natura di intermediari e di conoscenza del mercato del lavoro, sia dal lato azienda ma sia anche dal lato dei lavoratori, ha così convinto, se passate il termine, il legislatore a dire sì, questa è una professione che effettivamente può gestire in maniera professionale anche questo tipo di attività di incontro e domanda offerta di lavoro. Quindi diciamo, il mio ruolo da questo punto di vista è doppio, e quindi entro pienamente nel tema, il grande tema dell'innovazione, il grande tema delle esigenze aziendali. Oggi la partita si gioca sul ruolo delle innovazioni, no? Soprattutto sappiamo, insomma, la pandemia ha spinto ancora di più in maniera veramente velocissima le aziende a traghettare verso il digitale, no? Verso il digitale, e adesso ovviamente si aggiunge in maniera forte, con tutte le problematiche che sappiamo in ordine alla gestione delle risorse ambientali, al cosiddetto green. Quindi questa è una sfida estremamente importante, estremamente fondamentale per le aziende. E quindi oggi tutte le aziende si ritrovano ad affrontare questo tema, perché il digitale, vedete, è veramente trasversale, no? Oggi non esiste azienda che apparentemente non ha bisogno di digitale, in realtà poi all'interno i propri processi devono essere comunque trasferiti in buona parte in un sistema appunto digitale di trasmissioni telematiche, a cominciare dal boom che abbiamo avuto nello smart working, no? Che di fatto è diventato una componente essenziale ormai nello sviluppo delle imprese, per parlare della cosa più semplice oggi. Quindi come si affronta questo scenario? Perdonatemi, non posso non collegarlo all'altra attività di cui mi occupo, che è quella appunto della intermediazione in manodopera, e le difficoltà che oggi le imprese hanno nella ricerca e nel trovare i profili professionali, perché parliamo tanto di innovazione, ma ovviamente per poter permettere alle imprese di realizzare i propri sogni, no? Oggi sentivo che fra un po' avremo una tavola rotonda con degli imprenditori visionari, o meglio dire degli imprenditori che vogliono fare il loro mestiere, no? E vorrebbero farlo al meglio. Ecco, ma per poter coniugare questa innovazione, evidentemente dall'altro lato le imprese che cosa chiedono, cosa hanno di bisogno? Cioè l'obbligo dell'innovazione, l'obbligo comunque il doversi portare, spostare sul digitale, sulla ricerca dell'innovazione dei nuovi mercati, è una scelta obbligata oggi per l'impresa per poter sopravvivere, ma dall'altro lato non possiamo pretendere che sia solo l'impresa a innovare. Un'impresa per poter innovare ha bisogno di un territorio di cultura favorevole, affinché possa ovviamente sviluppare i propri sogni e li possa realizzare effettivamente. Allora mi riferisco che evidentemente la spinta all'innovazione non può essere soltanto delle imprese private, ma la spinta all'innovazione deve essere della pubblica amministrazione. In buona sostanza, se la pubblica amministrazione, se la PA non fa quel salto di qualità che da tanto tempo noi qui in Italia soprattutto chiediamo, allora il processo
innovativo, il processo innovativo sarà un processo innovativo tarpato, perché oggi senza una pubblica amministrazione efficiente e quindi anch'essa digitale e quindi anch'essa innovativa, difficilmente le imprese potranno albergare, potranno trovare quel terreno di cultura necessario per poter svilupparsi. Quindi questo è un aspetto importante. Quando sento, a proposito del PNRR, che alcuni concorsi del PNRR vanno deserti, cioè non sono riusciti a coprire il numero di domande, di posti messi in palio, questo mi fa pensare perché la pubblica amministrazione, dico, noi siamo meridionali, io vengo dall'altra isola, sono siciliano, quindi insomma comprendo perfettamente i problemi dell'insularità, anche al meridione, dove il concorso alla pubblica amministrazione era una sorta di mito, no, da raggiungere, oggi diventa anche lì, anche in questi contesti, una scelta da parte del lavoratore, da parte del cittadino. Questo perché? Perché la pubblica amministrazione non ha più quell'appeal, no, che prima aveva. Prima la sicurezza del posto di lavoro era il faro, no, che guidava sostanzialmente i nostri figli, no, le generazioni passate. Oggi i nostri figli invece non hanno più questo miraggio del comunque mi sistemo, cioè il posto sicuro. Oggi si cercano altri stimoli, si cercano altre condizioni, si cercano altre esigenze, si va incontro ad altri bisogni e quindi da questo punto di vista la pubblica amministrazione ha perso appeal e questa è una cosa grave. Questa è una cosa grave perché ribadisco, un'impresa, un sistema imprenditoriale, una rete di imprese territoriali non può assolutamente svilupparsi se all'interno non ha un sistema di pubblica amministrazione efficiente che la possa sorreggere nei suoi bisogni e nelle sue esigenze. Ma volevo tornare a questo punto a uno dei temi più cari, cioè innoviamo, pubblica amministrazione efficiente, innoviamo e a questo punto l'impresa ha bisogno di personale. E quindi qua andiamo all'altro grande tema, cioè il tema del perché in Italia siamo di fronte a uno dei più grossi squilibri fra chi cerca e chi invece offre attività lavorativa, il famoso mismatch. Cioè noi non si riesce a comprendere come in un paese in cui i tassi di disoccupazione continuano a essere abbastanza rilevanti, poi quando le imprese si approcciano a cercare i profili professionali hanno una difficoltà incredibile nel trovare gli stessi. E allora lì i difetti sono diversi. Allora io intanto vorrei sgombrare il campo da una cosa. Le politiche attive, no? La ricerca e la selezione del personale, l'intermediazione, che è un'attività importantissima, no? Fondamentale, di cui qua abbiamo il massimo esponente isolano per quanto riguarda l'ASPAL, nella intermediazione di manodopera, non è la soluzione al problema, nel senso che il lavoro non si crea con le politiche attive. Le politiche attive richiedono che a monte ci sia un'attività lavorativa che deve essere portata a conoscenza di tutti, e quindi il ruolo fondamentale delle politiche attive è questo. Il lavoro c'è, quello che c'è deve essere portato a conoscenza nella maniera più diffusa possibile per cercare di appunto creare quell'incrocio tra domanda e offerta che oggi è uno dei problemi su cui l'Italia si batte da diverso tempo. E allora le politiche attive sono un pezzo importantissimo, ma sono solo un pezzo di un sistema, anche questo molto complesso e molto complicato, in cui le università c'entrano moltissimo, in cui l'orientamento, oggi ho visto insomma che giustamente un Job Day batte moltissimo sull'orientamento, perché diventa fondamentale ai ragazzi dare una istruzione, un percorso sano da dover seguire. Qua dico le università sono molte, qui tocco un altro dato molto, molto complicato. Cioè il dato è l'ultimo rapporto Eurostat, credo del 2021, si scopre che l'Italia ha soltanto un 28% dai 25 ai 34 anni, 28% di laureati. Cioè davanti a noi c'è Cipro,
davanti a noi, con tutto il rispetto naturalmente, non voglio qui dire, ma nel senso di dire che un paese forte, grande, la quinta potenza industriale, poi si presenta con un tasso di laureati così basso. Allora, è il mismatch all'interno delle professioni ovviamente laureate è oltre il 40%. Cioè, quindi la difficoltà che le imprese hanno di trovare manodopera, di trovare di ragazzi laureati è superiore rispetto a qualunque altra richiesta di profili professionali. E allora questo è uno sforzo che va fatto. Ovviamente dobbiamo tener conto dell'altro grande pezzo importantissimo che soprattutto colpisce il nostro meridione, che è il grande problema demografico. Si stima che nel 2050 avremo interi paesi estinti perché non facciamo figli. Questo è un paese che non fa figli, è un paese che non si rinnova, rischiamo soprattutto nel meridione di non rinnovarci. Dobbiamo recuperare fiducia. Quando sento parlare di sogni, sento parlare di visioni, ecco, questa è secondo me la soluzione di questo paese che è un po' accartocciato su se stesso e tende a piangersi troppo addosso. Dovremmo cercare di piangere un po' meno e cercare di far capire e comprendere ai nostri ragazzi che questo paese è il miglior paese possibile e farli restare qui. Io sono stanco di sentire di questa storia dei cervelli che se ne vanno da noi e non tornano più, perché il problema non è la mobilità. La mobilità internazionale, la mobilità è fondamentale, cioè la possibilità degli scambi è fondamentale. Il problema è che i nostri se ne vanno, ma da fuori non arriva nessuno. Questo è il punto. Quindi non c'è lo scambio, quindi questo è un paese che si atrofizza. Dovremmo ricreare le condizioni della visione. Avete un posto straordinario dal punto di vista culturale, ambientale. E quindi creare e infondere, e queste iniziative da questo punto di vista lo sono, seminare sui ragazzi. Allora, per concludere, torno un attimo al mio ruolo di burocrate dell'intermediazione. Ho qui la dottoressa, quindi non mi faccio scappare l'occasione. Allora, questi grandi temi che ho appena accennato, insomma, che meriterebbero altro tipo di riflessioni e approfondimenti, alla fine comunque voglio riportare e ricondurle a quel pezzo importante che è del mercato del lavoro, che sono le politiche attive. In fondo noi qui, il Job Day, sono tra le migliori manifestazioni di politica attiva. Quale migliore occasione all'interno del Job Day? Gli stand, la presentazione, no, le modalità con cui porsi nei confronti delle aziende. Quindi il Job Day è la somma di quella che è una buona politica attiva, che è questa in fondo, cioè mostrarsi, farsi conoscere, incontrarsi chi offre e chi cerca e alla fine sperare nel matching. Oggi noi abbiamo un grande progetto da cui deriva un pezzo del PNRR, che è la missione 5, dove l'Europa ci darà a tranche. No, le prime del 2022 le ha sganciate, grazie al fatto che le regioni hanno ottenuto i loro obiettivi prefissati, e questi 5 miliardi che fino al 26 ci verranno erogati devono servire sostanzialmente proprio per sviluppare le politiche attive, cioè quindi per fare quello che stiamo vivendo voi adesso. Ecco, quindi questa grossa responsabilità che la pubblica amministrazione ha nell'attuare questo progetto attraverso il quale poi l'Europa ci darà questi soldi, è un grosso, secondo me, momento di grande responsabilità, e io spero che sia veramente il momento essenziale affinché la pubblica amministrazione in temi di mercati del lavoro possa fare e possa spiccare quel volo e possa finalmente riuscire a offrire un servizio reale, effettivo, e a superare tutte le problematiche che fino adesso noi abbiamo. Noi abbiamo fatto 3-4 riforme del lavoro epocali, tutte chiamate epocali, perché dovete sapere che in Italia c'è un problema. In Italia si fanno le riforme del lavoro e sono buone riforme, tutte contengono delle soluzioni ottime.
Il problema è che poi parte di queste riforme non vengono attuate. Allora, come si fa in Italia a superare il senso di insoddisfazione per non essere riusciti ad attuare la riforma? Attuandola? No, facendone un'altra. E via succedendo. Quindi, se vi andate a leggere dalla legge Treu fino ad oggi, le varie legge Biagi, legge Treu, Jobs Act, noi abbiamo pezzi importanti che si sarebbero dovuti attuare in materia di politiche attive e di costruzione dei servizi nel mercato del lavoro che ancora oggi non sono attuati, non sono stati resi disponibili effettivamente nella misura in cui lo dovrebbero essere. Bene, il PNRR è un'occasione unica, uno perché c'è un alibi che è stato tolto immediatamente. Tutte queste riforme di cui vi parlavo alla fine avevano la solita frasetta a costo zero per lo Stato. No, quindi voi sapete che pensare di riuscire a fare delle riforme serie senza metterci dei soldi la vedo un po' difficile, e infatti i risultati li abbiamo visti. Stavolta questo alibi non ce l'ha più nessuno, perché stavolta i soldi ci sono. Mai nella storia italiana sono arrivate una quantità di risorse così ingenti come in questo momento. Ecco perché il senso di responsabilità che tutti noi dobbiamo avere nello spenderle, perché non è che le dobbiamo spendere e basta. Io mi auguro che verranno spese, devono essere spese bene. E allora, dicevo, la missione 5 del PNRR, che è sostanzialmente delega lo Stato italiano a sostanzialmente costruire un sistema che è stato identificato, è stato, diciamo così, con l'acronimo GOL, no, ne avete sentito parlare probabilmente, dico, ed è lo strumento attraverso il quale lo Stato italiano sostanzialmente si è posto l'obiettivo di spendere bene questi soldi della missione 5, quindi per lo sviluppo delle politiche attive, ma è una rivoluzione di sistema. Cioè non è semplicemente prendere in carico 3 milioni di disoccupati, perché è questo poi l'obiettivo. Se vogliamo lo stringere, entro il 2025 i centri per l'impiego, insomma il sistema dovrà prendere in carico 3 milioni di soggetti con caratteristiche più o meno differenti e dovrà tentare, tra virgolette, di ovviamente incrociarle e trovargli un'occupazione. Ma detto così, importantissimo, d'accordo, ma attenzione, non è solo questo, è la modalità con cui dobbiamo arrivare ad occupare questi 3 milioni di persone, spero, il più possibile nel 2026, cioè la costruzione di un sistema di politiche attive e di un mercato del lavoro veramente efficiente. E qui dentro c'è di tutto e di più all'interno del programma GOL. Io spero che la pubblica amministrazione riesca a attuare questo sistema. Uno dei capisaldi su cui gira il sistema GOL, quindi il sistema delle politiche attive, è quello della cooperazione pubblico-privato. Quindi questo cosa significa? Significa che è esattamente come succede in sanità, per cui un soggetto viene accreditato e viene quindi ritenuto idoneo a fornire un servizio pubblico, il privato, mediante questo accreditamento, ottiene questa investitura regionale che permette di offrire un servizio al pari dei centri per l'impiego, quindi al pari del pubblico, di fornire un servizio pubblico in materia di intermediazione. Questo è fondamentale. Quindi se si riuscirà a realizzare questi passaggi, non solo questo, io ovviamente pro domo mia ho tirato fuori uno dei principali, ma vi giuro che nel programma GOL è indicato come uno dei capisaldi dello stesso, quindi non mi sto inventando nulla. Dico, se si riuscirà questo assieme a tutti gli altri a fare finalmente questa rivoluzione di sistema, allora forse anche l'Italia finalmente potrà dire di aver completato il processo di riforma che da 40 anni insegue disperatamente, di avere finalmente dei servizi per il lavoro efficienti che, assieme a tutto il resto che abbiamo appena sommariamente e anche di più accennato, possono riuscire a creare quelle precondizioni affinché i ragazzi, le persone, possano perdere, tra virgolette, serenamente il posto di lavoro, perché sanno che alle spalle hanno un mercato che li assiste, che se li prende in carico e che in tempo ragionevolmente breve riesce a rioccuparli. Presidente, grazie per questa visione che
dal livello nazionale, poi ci porta sul livello regionale. Lei ha appena citato l'innovazione del sistema come leva per crescere, poi con le imprese faremo un approfondimento sull'innovazione applicata che si proietta su tutti i progetti che verranno condivisi oggi. E dal livello nazionale passiamo al livello regionale, perché come lei ci ha detto più volte, poi abbiamo tutti gli strumenti che vengono recepiti a livello regionale, e chi meglio di Roberto Donedu, direttore generale dell'assessorato del lavoro, delle politiche sociali, formazione professionale, ci può illuminare in questo percorso. Roberto, sei con noi? Ciao Roberto, sempre un piacere, ci troviamo anche nella tappa di Olbia. A te prendere il testimone dal mercato nazionale per portarci su tutti gli strumenti che a livello regionale metteremo a disposizione delle imprese. Mi sentite, Antonio? Bene. Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti, grazie per questa ulteriore opportunità di incontro, anche se a distanza. Tante cose le avete già dette negli interventi introduttivi. Tutta l'Italia è impegnata in questo momento nel tentativo di dare sistematicità alle opportunità di risposta ai tanti problemi che nella quotidianità cerchiamo di affrontare insieme e di risolvere. Credo che ci siano queste parole chiave, incontro e insieme, sulle quali si può cercare oggi di impostare il nostro ragionamento. Come diceva il dottor Silvestri, forse in questo momento, come non mai, ci sono tantissime risorse a disposizione, tantissime opportunità, tantissime forze in campo in termini di servizi pubblici e privati e di portatori di diversi interessi che insieme stanno cercando di dare una risposta sempre più adeguata alla complessità che caratterizza queste tematiche. Si è parlato di mismatch, non esiste probabilmente un unico mismatch, esistono tanti mismatch se andiamo in profondità, in particolare ce ne sono alcuni di breve periodo ai quali si può pensare di dare risposte in tempi brevi, altri presuppongono interventi di medio-lungo periodo e quindi una sequenza continua, se vogliamo dire così, di riforme che cercano di tenere il sistema sempre più aggiornato e al passo coi tempi. La pubblica amministrazione da sola, a mio avviso, non può fare assolutamente nulla. Certamente non può creare lavoro, ma può fare quel lavoro, no, di rendere un po' più agevole la soluzione di queste problematiche se si riesce a lavorare tutti insieme. La sfida di goal alla quale si faceva riferimento prima, che è garantire l'occupabilità ai lavoratori, ha a che fare con i diritti delle persone, ha a che fare con la possibilità di poter accedere a tutte le opportunità di apprendimento che consentono alle persone di sviluppare le competenze utili per la loro vita, comprese quelle professionali, attorno alle quali costruire le loro opportunità, la possibilità di abitare il lavoro. Mi sembra che il professor Treu abbia utilizzato questo termine di recente. Questo si può fare se siete in un aeroporto, mi unisco a voi virtualmente, ci sono delle piste, no? Per poter decollare e atterrare in luoghi nei quali si possono incontrare le diverse esigenze. Questo vale soprattutto per le esigenze del sistema imprenditoriale, che chiaramente può andare avanti soltanto se trova le competenze di cui ha bisogno per radicarsi nei diversi territori e per potersi sviluppare. Ma dall'altro lato queste opportunità devono fare in qualche modo i conti con le aspirazioni, le attitudini, i desiderata, i progetti di vita delle singole persone, che devono trovare in quelle posizioni lavorative proposte dalle imprese un
appeal, si potrebbe dire così per fare in fretta, quindi una corrispondenza con i propri progetti che possa in qualche modo garantire a loro prima di tutto una vita dignitosa, ma poi anche uno sviluppo personale in linea con i propri progetti. Lavorare su garanzia occupabilità dei lavoratori significa, forse per l'ennesima volta, accompagnare una riforma, ma questa volta con tante risorse, con la possibilità di mettere davvero in complementarità tutti gli altri interventi, per esempio quelli sostenuti dal Fondo Sociale Europeo, quelli sostenuti dal Fondo Nuove Competenze, da tutte le risorse a disposizione per la formazione continua all'interno dei sistemi imprenditoriali, sempre di più in una logica in cui anche la pubblica amministrazione non solo chiede al sistema dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e la formazione professionale di fare sempre meglio tutti insieme in rete, ma chiama a raccolta tutti gli altri portatori di interesse, come abbiamo fatto da mesi ormai con quella che abbiamo chiamato Rete Lavoro Sardegna, ad una prospettiva di corresponsabilità nella ricerca sempre più declinata per specificità territoriali, per prossimità rispetto alle persone, di una partita così difficile, perché davvero da soli, ognuno di noi, pubblica amministrazione, servizi privati accreditati, imprese e così via, non potremo trovare una soluzione per questi problemi. Leggiamo dappertutto che c'è un fortissimo disallineamento tra le competenze che possono mettere in campo le persone che risiedono in un determinato territorio e quelle che le imprese spesso ricercano. Quindi c'è da fare davvero moltissimo per poter favorire gli incontri, eliminare le barriere, anche quelle che pone la pubblica amministrazione qualche volta. Io uso sempre questo termine della lingua inglese che traduce incontro, che è la parola encounter, perché la parola encounter contiene la parola counter, che richiama i banconi, gli sportelli, quelli che separano, no? Il cliente da chi offre il servizio, mentre nell'encounter c'è la creazione di una relazione. E la differenza in inglese tra la parola encounter e meeting è proprio questo, poter mettere in evidenza il fatto che nell'incontro si crea una relazione. Allora questo incontro non è soltanto uno a uno, come può essere stato magari nei colloqui anche in diretta nel corso della giornata, ma è un sistema di relazioni e di incontri che possono costruire quella rete in grado di sostenere la sfida che noi tutti stiamo cercando di portare avanti. Una riforma non si fa in un attimo, non ci sarebbero a disposizione tutte queste risorse. A fianco alla cosiddetta riforma accompagnata dal programma GOL ci sono tanti altri interventi, anche sullo stesso PNRR, per esempio l'investimento cosiddetto sul sistema duale, che significa in buona sostanza che la possibilità di sviluppare sempre di più la formazione nei contesti lavorativi, il cosiddetto workplace learning o work-based learning, che è vista un po' come la chiave, no? Per creare questa sinergia che porta le aziende a poter sostenere l'aggiornamento continuo, la manutenzione continua, l'evoluzione continua, il rafforzamento continuo delle competenze dei propri dipendenti, ma anche in quei contesti accogliere sempre di più le persone che un lavoro ancora non ce l'hanno, che lo stanno cercando, perché è in quei contesti che si può osservare, condividere, trasformare una conoscenza tacita che viene dalla padronanza di un certo mestiere in una conoscenza esplicita e condivisa che accompagna lo sviluppo delle competenze professionali. Io mi fermerei qui, eventualmente se necessario sono a disposizione. Grazie Roberto, grazie davvero, come sempre sei puntuale nel restituirci
non solo gli strumenti ma anche la visione che fa del vostro assessorato insieme all'ASPAL un motore per quell'innovazione di cui parlava prima il dottor Silvestri, perché poi di questo stiamo parlando, quell'innovazione che ci deve proiettare avanti, che serve alle imprese ma serve anche al sistema. E forse, Maika, siamo anche due esempi virtuosi, dico siamo come amministrazioni pubbliche, l'ASPAL da una parte e l'università. Prima ci ricordava il dottor Silvestri che c'è bisogno di innovare e di fare qualcosa per andare di pari passo col mercato, perché tante volte, è vero, la pubblica amministrazione è andata al traino ed è arrivata anche molto dopo. Forse stiamo facendo un lavoro diverso. Questo Job Day nella sede dell'aeroporto, ma tutti i Job Day della Sardegna dimostrano che c'è la volontà di stare sul mercato. Che cosa, secondo te, ecco, rispetto agli strumenti che ci raccontavano prima il dottor Silvestri e poi Roberto Doneddo, l'ASPAL ne è un interprete privilegiato, perché li mette in pratica e poi cerca soprattutto di stare vicino alle imprese. Anche questo. Oggi quello che notavo, ho visto alcuni nostri studenti che incuriositi si affacciavano ai diversi stand per avviarsi ad un colloquio, qualcuno non l'aveva mai fatto. E la cosa che ci è stata restituita per le vie brevi è che in effetti trovare tante imprese interessate al loro profilo per loro era una novità. Questo vuol dire per noi che dobbiamo far di più, però forse per voi che siete sulla buona strada. L'occasione del Job Day è un'occasione straordinaria, ma che ripete ciò che tutti i giorni avviene nei centri per l'impiego. Questa occasione serve proprio a comunicarlo con maggiore forza, perché questi strumenti di politiche attive ce li abbiamo a disposizione da tempo e da tempo stiamo utilizzando proprio il contatto diretto con le imprese per facilitare la raccolta di quelle che sono le posizioni che si rendono vacanti e proporle a quelle persone che sono la nostra platea privilegiata degli utenti disoccupati che stanno cercando lavoro. Quindi è importante anche trasferire questo messaggio. Stiamo lavorando in questa direzione e l'ambito territoriale più ampio diventa una cassa di risonanza che consente alle imprese, tra l'altro, di conoscere l'esistenza di servizi pubblici gratuiti per il reclutamento. E questo nel territorio sardo ha un particolare rilievo, in quanto, come tutti ben sapete, il nostro tessuto economico è caratterizzato da dimensioni di piccole imprese, solo una piccola percentuale sono le medie imprese dai 50 ai 249 dipendenti. E quindi la possibilità di avere un servizio pubblico che può offrire un'occasione di incontro domanda-offerta è fondamentale, perché non tutte, cioè le piccole imprese non hanno quegli uffici di reclutamento che consentono di avere un approccio di questo tipo. E certo è una piccola parte, sono misure di politica attiva che insieme ad altri strumenti che sono nella piena disponibilità dell'operatore, del soggetto economico, contribuiscono a favorire il mercato del lavoro, a favorire l'occupazione e attraverso l'occupazione a favorire lo sviluppo economico delle imprese che contano anche di poter ampliare le proprie attività ma anche di poterle trasformare in un'ottica di futuro. E quindi questa grande occasione del Job è stata appunto quella anche di far conoscere non solo i servizi per le imprese, ma i servizi per il cittadino che, se non immediatamente occupabile, trova una serie di indicazioni, consulenze tali da poter portare a dei percorsi formativi, alcuni dei quali sono già esistenti, altri invece nasceranno proprio in attuazione di quell'approccio individuale del GOL che dovrebbe consentire appunto a chi non ha le competenze per essere subito occupato di poterle acquisire attraverso dei percorsi formativi ad hoc di breve durata o di più lunga durata a seconda che sia necessario fare un upskilling o un reskilling delle proprie competenze. Quindi gli strumenti che sono stati avviati e che vengono messi in campo in questo momento sono importanti. Certamente i tempi di attuazione sono quelli di una riforma dei servizi per il lavoro vera e propria, ma una parte dell'attività importante è stata fatta e adesso guardiamo al futuro con grande ottimismo.
Ecco Mike, a vedere anche i numeri del Job Day di oggi, mi parlano, poi darei i numeri ufficiali alla fine, ma di oltre 2500 presenze tra persone che si sono alternate nei diversi momenti di incontro, domande e offerta di lavoro, gli operatori presenti, i tanti che incuriositi da questo grande evento si sono avvicinati qui al Job Day e hanno scoperto nell'ASPAL un partner importante. Bene, allora vedendo questi numeri possiamo dire che la percezione di questa volontà di avvicinarsi al mercato sia stata accolta dalle imprese, ma anche con grande entusiasmo da tutte le risorse umane. E per avere un quadro chiaro, perché poi quando parliamo di scenario lo approfondiremo dopo, però dobbiamo avere dei punti di riferimento e i dati ci aiutano nei punti di riferimento anche per capire in Gallura quali sono i settori trainanti, come è andata l'occupazione negli ultimi anni, che cosa è successo nel 2022, l'anno di questa strana tendenza dove davanti a tanti posti di lavoro poi iniziavano a mancare le risorse umane. E allora l'ASPAL, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, ha messo a fuoco tutte queste criticità, ha messo a fuoco anche i punti di forza di un territorio come la Gallura e ce li restituisce grazie a Enrico Ru, che ci presenterà non soltanto questa fotografia, ma poi abbiamo fatto anche un esercizio, abbiamo provato a capire quali sono le tendenze che ci collegano poi direttamente alla tavola rotonda che seguirà. Abbiamo cercato di vedere quali sono i settori emergenti e quindi anche i lavori che iniziano a delinearsi, perché una cosa è chiara per tutti: noi sappiamo che cosa ci siamo lasciati alle spalle, ma il mercato sta correndo veloce e allora significa che le professioni con le quali ci dovremo confrontare da qua all'immediato futuro potrebbero non essere quelle che conosciamo, seppur i settori non cambieranno. Lo vediamo nel turismo, abbiamo un nostro osservatorio interno come Dipartimento di Economia all'interno dell'Università di Sassari, monitoriamo attentamente queste tendenze, cerchiamo di capire se le professioni cosiddette mature, storiche, sono quelle che accompagneranno la creazione di valore e stiamo avendo tante sorprese. Abbiamo delle richieste specifiche che nascono con un presupposto completamente diverso. La vera richiesta delle imprese, che mi ha colpito molto, ma la mia materia di insegnamento è l'innovation management, cerco di portare gli studenti sulla gestione del nuovo, ma non il nuovo inteso come nuovo tecnologico, il nuovo inteso come capacità di guardarsi intorno per intercettare e valorizzare nuove opportunità. E allora questo ci stanno chiedendo le imprese. Vorrei avere nel mio team delle persone in grado di guardarsi intorno e cogliere opportunità, quindi non più la fase di risposta. Noi eravamo abituati a professionalità in grado di rispondere alla domanda del mercato. Oggi invece c'è una richiesta di professionalità in grado di intercettare la tendenza che ancora non è diventata domanda di mercato. E allora questo è il primo step dell'innovazione. Ci proviamo, ci sta provando l'ASPAL e allora chiedo ad Enrico Ru di iniziare a presentarci i dati. Enrico, lì hai lo slideshow. Siamo in attesa di capire se questa Gallura ha i numeri da solo positivi, le criticità e se abbiamo realmente questa tendenza sui nuovi lavori. Enrico. Allora, si sente? Sì, grazie. Sì, io presenterò un po', farò una panoramica dell'andamento del mercato del lavoro, diciamo, nei territori dei 2C. Enrico, ti puoi sedere per cortesia così Okay. puoi guardare Sì, qua nel monitor? Ok, quindi dicevo che presenterò dei dati che fanno un po' una panoramica di quello che sta succedendo nel mercato del lavoro, nei territori dei 2CP coinvolti appunto in questo evento del Job Day, che sono il CP di Olbia e il CP di Tempio Pausania. Diciamo che la presentazione è divisa in 4 parti, quindi una prima parte è dedicata a descrivere l'andamento demografico. L'andamento demografico è il cuore del mercato del lavoro nel medio e lungo periodo, quindi a seconda di quanti abitanti abbiamo in un territorio dell'andamento demografico avremo un mercato del lavoro più o meno florido. Poi parleremo proprio dell'andamento del mercato del lavoro, faremo un focus sulla Blue Economy, che è un po' la vocazione produttiva di questo territorio ed è anche, quindi sono anche i settori che producono più lavoro in quest'area, e poi parleremo di Green Jobs. Quindi andamento demografico. L'andamento demografico, come sappiamo, in Sardegna non è particolarmente florido, in Sardegna ma anche in Italia. Quindi stiamo assistendo a una progressiva riduzione della popolazione. Olbia non sta seguendo questa tendenza. Olbia ha una popolazione in crescita. Negli ultimi 20 anni la popolazione è cresciuta del 20% e quindi questo è un punto di forza. Questo pone Olbia in una condizione di poter guardare con maggior fiducia al futuro, sia da un punto di vista dell'economia ma anche del mercato del lavoro.
Al contrario di Olbia, come vediamo, la Sardegna ha avuto un calo del mercato del lavoro di circa il 2,5%, della popolazione di circa il 2,5%. Tempio Pausania purtroppo segue l'andamento regionale con anch'essa negli ultimi 20 anni una riduzione di oltre il 5%. Un altro indicatore del mercato del lavoro è sicuramente, in un territorio vocato dal punto di vista turistico come questo, è rappresentato dai passeggeri aeroportuali. Quindi più i passeggeri raggiungono numeri importanti, più possiamo aspettarci un andamento del turismo positivo e di conseguenza un mercato del lavoro florido. Negli ultimi anni abbiamo assistito al crollo ben noto degli arrivi aeroportuali, che è dovuta alla pandemia, quindi le persone non potevano più viaggiare. E questo è avvenuto per i passeggeri nazionali, ma anche per quelli internazionali, ancor più per quelli internazionali. Dopo il 2020, dopo questo crollo, assistiamo a una ripresa molto importante per quanto riguarda i passeggeri nazionali, con passeggeri che nel caso di Olbia addirittura superano i numeri raggiunti pre-crisi, quindi una ripresa molto molto positiva. Per quanto riguarda i passeggeri internazionali vi è stata una ripresa lo stesso, ma meno positiva, nel senso che i numeri non sono ancora tornati a quelli pre-pandemia. Come si è riflesso tutto questo sul mercato del lavoro? Lo vediamo in questa slide. Questa slide rappresenta a 4 linee, ogni linea rappresenta un anno, gli ultimi 4 anni dal 2019 al 2022, e ciascuna linea rappresenta il numero di posizioni lavorative aperte in ciascun giorno dell'anno. Quindi la prima cosa che possiamo vedere è la linea verde, quindi l'anno della crisi pandemica, è la linea che raggiunge un picco più basso, quindi questo vuol dire meno posizioni lavorative. Possiamo anche vedere che nel 2021, la linea blu, i numeri sono molto più alti. La linea blu si allinea, soprattutto nella seconda parte dell'anno, con la linea del 2019, quindi col periodo pre-pandemia. Quindi nel 2021 abbiamo recuperato i valori del 2019. 2022 direi un andamento molto positivo, valori superiori a tutti gli anni precedenti, quindi una piena ripresa del mercato del lavoro. Ma d'altra parte questo ci veniva suggerito anche dai dati aeroportuali, perché i due dati naturalmente sono molto correlati. Da un punto di vista della tipologia di lavori, il lavoro la tipologia di contratto più che altro, il contratto che ha avuto un incremento maggiore è proprio il contratto a tempo determinato. Questo è dovuto naturalmente anche alla tipologia di lavoro che si crea in luoghi altamente a specializzazione turistica molto forte e ad alta stagionalità, come quello appunto del turismo in Gallura. Quindi una ripresa forte dei contratti a tempo determinato, sono aumentati anche quelli a tempo indeterminato, sebbene in misura inferiore. Dal punto di vista dei settori che hanno trainato questa ripresa, sicuramente al primo posto troviamo alberghi e ristoranti, seguito da costruzione. Quindi alberghi e ristoranti, sappiamo che la stagione turistica è andata bene, soprattutto quest'ultimo anno. Costruzioni naturalmente sono state molto incentivate dagli incentivi statali, a partire dal famoso bonus 110%. Per quanto poi riguarda, da un punto di vista, spostandoci un po' dal territorio di Olbia, ma allargando un pochino lo sguardo a tutto il panorama regionale, vediamo che la provincia di Sassari è proprio quella che ha avuto un incremento maggiore dal 2021 al 2022. Quindi la provincia di Sassari a livello regionale è quella che ha performato meglio. Per quanto riguarda le dinamiche di genere, diciamo che troviamo dei valori abbastanza simili. Tuttavia il lavoro femminile è aumentato in misura leggermente superiore a quello maschile. Questo dopo un periodo di crisi dove il lavoro femminile era stato più colpito dalla crisi. Quindi i segnali che vediamo nel 2022 sono molto incoraggianti anche per il mercato del lavoro femminile.
Per quanto poi riguarda le classi d'età, un altro valore molto incoraggiante che mi piace sottolineare è proprio quello dei più giovani, quindi la classe d'età 15-34 anni, che raggiunge i valori di ripresa, di incremento dell'occupazione nel 2022 rispetto al 2021 superiore rispetto a tutte le altre classi d'età. Anche in questo caso stiamo parlando di una classe d'età molto colpita dalla crisi, forse la più colpita, che si sta riprendendo. Nel 2022 finalmente dà segnali forti di ripresa. I lavori full time sono aumentati più di quelli part time, anche questo è un segnale di vitalità del mercato del lavoro che tende a sfruttare al massimo tutte le risorse disponibili. Gli stranieri sono aumentati più che gli italiani, cioè i lavori degli stranieri sono aumentati più che quelli degli italiani. Anche questo qua è legato alla struttura del mercato del lavoro locale, perché gli stranieri tendono a lavorare di più nel settore turistico, essendo il settore turistico un settore che ha performato molto bene, ecco che gli stranieri hanno performato in modo allineato rispetto al settore in cui lavorano molto spesso. Durata media dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Allora, quest'area diciamo che ha una durata media rispetto alla media regionale un po' più bassa, anche in questo caso è dovuta alla stagionalità del mercato del lavoro, però anche qua vediamo un segnale positivo, perché nel 2022 la durata media dei contratti è aumentata, portandosi su 105 giornate, quindi che è un valore superiore a quello degli anni precedenti. Poi dicevo prima la Blue Economy, la specializzazione territoriale. In questa slide vediamo due dei settori della Blue Economy, quindi i servizi di alloggio e ristorazione con le bolle verdi e le attività sportive e ricreative con le bolle arancioni. Possiamo vedere che a livello regionale il settore della Blue Economy, entrambi questi settori rivestono, diciamo, per entrambi i settori Olbia riveste un'importanza molto grossa a livello regionale. Quindi questo vuol dire che Olbia in qualche modo è l'hub della Blue Economy per la Sardegna. Ritroviamo lo stesso valore, quindi sempre Olbia in una posizione molto privilegiata, con numeri molto importanti a livello regionale, numeri più elevati, diciamo, del numero di residenti di fatto. Ritroviamo anche la movimentazione di merci e passeggeri via mare, nonché la filiera ittica e infine la filiera cantieristica. Un settore che si è sviluppato molto negli ultimi anni, ma che probabilmente ha ancora grandi prospettive di sviluppo. Quindi, per terminare, diciamo, un po' questa rassegna, vorrei parlare un attimo di una nuova tipologia di lavori che sono i cosiddetti green jobs, quindi quei lavori che stanno nascendo perché ci sono delle evoluzioni nell'economia, ma anche nella normativa, ma anche negli investimenti statali, quindi gli investimenti nella green economy, gli investimenti sulla transizione ecologica. Quindi ci sono una serie di lavori, cioè il mercato del lavoro si sta modificando. Abbiamo classificato le occupazioni in 3 tipologie di green job. Quindi la prima tipologia è la cosiddetta increased demand occupation, cioè sono occupazioni che stanno crescendo a seguito di questa trasformazione dell'economia. La seconda tipologia sono quei lavori che si stanno trasformando, nel senso che già esistono, però richiedono dei nuovi skill. Quindi richiedono un upskilling o un reskilling per poter essere fatti al meglio nel nuovo contesto. E infine abbiamo i lavori cosiddetti emerging, cioè quindi che stanno emergendo, lavori nuovi che sono proprio legati alla trasformazione dell'economia verso un'economia più green. Come possiamo vedere, quindi, Olbia rappresenta una località importante, soprattutto per le prime 2 tipologie di lavori. Tuttavia è interessante approfondire la terza tipologia, quindi quali sono i lavori nuovi che stanno nascendo a seguito proprio di questa trasformazione dell'economia verso un'economia più green. Ecco, queste sono le professioni che negli ultimi anni sono nate in questo territorio e sono professioni, le dimensioni delle scritte, che poi sono i titoli di queste professioni, rappresentano la numerosità, quindi al primo posto troviamo tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate.
Quindi questo è molto legato, diciamo, a tutta la trasformazione che anche legata agli incentivi che sta subendo l'economia dal punto di vista proprio anche dell'utilizzo di materiali più sostenibili, diciamo, dell'efficientamento energetico, eccetera, eccetera. Poi abbiamo disegnatori industriali e professioni assimilate, questo è probabilmente legato anche a settori della blue economy, qual è la nautica. Poi abbiamo altri tecnici meccanici, tecnici elettronici, eccetera, eccetera. Quindi molte professioni tecniche, molte professioni legate a settori in trasformazione. Quindi io concluderei questa panoramica facendo il punto, quindi quali sono gli highlight, i punti più importanti che sono stati trattati. Quindi demografia in espansione nel CP di Olbia, quindi questo fa ben sperare per il futuro. Purtroppo in riduzione in quello di Tempio, così come nella media regionale. Mercato del lavoro, forte ripresa dopo il Covid, diciamo che la ripresa è ormai completa, abbiamo superato i livelli pre-crisi. Olbia è l'hub della Blue Economy in Sardegna, questo è il punto di forza di questo territorio che ha una forte specializzazione produttiva, una forte vocazione per la Blue Economy. E poi abbiamo visto i green jobs, quindi guardare verso lavori che stanno nascendo a seguito della trasformazione dell'economia, quindi stanno nascendo nuove professioni, dobbiamo essere in grado quindi di cogliere le opportunità legate alle nuove professioni e dobbiamo nello stesso tempo tamponare i danni collaterali, perché la nascita di nuove occupazioni è anche accompagnata dalla perdita di vecchi lavori, i cosiddetti brown jobs, quindi bisogna di accompagnare questa transizione. Grazie. Grazie Enrico, grazie per questa bella fotografia che regala alla Gallura sicuramente un primato, quello di definire nuove posizioni lavorative, ma soprattutto di avere questa spinta innovativa molto forte. E allora chiedo al dottor Silvestri di accomodarsi, grazie. Maica, rimani con noi per parlare di questa spinta innovativa e per iniziare ad avvicinarci ai grandi progetti. Chiamo con noi le diverse imprese che animeranno il nostro talk. In particolare abbiamo con noi Seaportal, il suo amministratore unico, il dottor Francesco Saluta. Abbiamo Smeralda Holding, interverrà il CEO Mario Ferraro. Yachting in Sardinia, Francesco Della Torre. Geasar, il padrone di casa, l'ingegner Pippo Bello, più volte citato. Prego, venite qua con noi. Accomodatevi qua. Prego, Francesco. Ferraro. E abbiamo ancora uno dei fondatori di SNO, il dottor Francesco Pirro, forse me lo danno in arrivo, quindi adesso attendiamo che arrivi, e il dottor Aldo Carta, il direttore generale del CIPNES Gallura. Prego, accomodatevi. Il dottor Aldo Carta l'ho visto, è uscito un attimo, se qualcuno mi assiste. Sì. Bene, tanto noi vi anticipo io qualche informazione, perché poi i nostri ospiti ci aiuteranno a costruire questo scenario. E questo scenario dovrà essere costruito non tanto ricordandoci che qua abbiamo delle imprese primarie del territorio. È vero, ce lo dicono i dati, ce lo dice la loro storia. Ognuno di loro poi è stato il protagonista di interviste anche recenti che hanno disegnato uno scenario per i prossimi mesi. In realtà ognuno di loro abbiamo chiesto qualcosa di più. Abbiamo chiesto a ognuno di loro di regalarci il progetto nel cassetto che magari conoscono in pochi e nei limiti del segreto industriale lo condivideranno con noi, proprio per dare un segnale importante. Grandi imprese, ma anche le piccole imprese qua presenti e che ci ascoltano nella diretta streaming, hanno la possibilità di pensare che le grandi imprese che si stanno proiettando nel futuro, stanno costruendo un percorso di sviluppo, lo fanno per l'impresa stessa ma per il territorio, perché sono tutte imprese che stanno investendo in modo importante su questo territorio e ognuno di loro poi brevemente ci racconteranno, ecco, a ognuno di voi, stiamo aspettando che arrivino gli ultimi due ospiti, però a ognuno di loro chiederemo la particolarità che caratterizza la loro impresa, in modo che ognuno di voi porti a casa non il nome della società o che cosa fa, ma anche quella particolarità che ci restituisce anche il grande impegno che ognuno di loro ha per la crescita comune e costante. Questo modello che noi abbiamo sperimentato anche qua
nuova, ci abbiamo messo un po' di università, lo dicevamo prima con la dottoressa Versano, cerchiamo di fare innovazione anche noi, la facciamo sicuramente nel PNRR. L'Università di Sassari ha vinto un bando a livello nazionale per un PNRR da 120 milioni più 60 milioni di altri investimenti pubblici. Che cosa faremo? Cercheremo di dare gambe a questa innovazione affinché si trasferisca sul territorio e lo faccia nel modo migliore, cioè consentendo a tutti di avere strumenti per la crescita. Lo facciamo con i nostri studenti. Aldo Carta, eccolo, grazie Aldo, qua con noi, dottor Francesco Pirro lo stesso, grazie. E allora questo percorso di crescita che noi facciamo, lo facciamo con l'idea di restituire agli studenti, oggi ne avevamo tantissimi, qua oggi avevamo tanti studenti e tanti laureati e laureandi, ognuno di loro sarà parte integrante di questi progetti di sviluppo che magari vedranno protagoniste queste imprese ma anche le tante altre imprese, grazie, che sono collegate o che sono presenti in sala. In ultimo, il modello scientifico nasce all'interno di una nostra spin-off universitaria. Che cosa fa questo modello scientifico? Coinvolge tramite queste chiacchierate le imprese e poi mette insieme i dati. Un po' di dati li avete visti. Allora dai dati più le chiacchierate che sono l'elemento qualitativo disegniamo la tendenza. Quale tendenza? La tendenza è la Sardegna, ma non più per sistemare, per dare posti di lavoro. La tendenza della Sardegna per crescere. L'obiettivo vero è quello di creare una traiettoria di crescita. Il PNRR ci darà il cosiddetto booster, cioè quella spinta che ci porterà velocemente sul mercato e ognuno di noi farà la nostra parte. Allora, ringraziando di nuovo i nostri ospiti che ci regalano questo tempo, io inizierei con una brevissima presentazione delle vostre società in modo da restituire alla platea con le vostre parole che cosa fate. Dottor Francesco Pirro. Buonasera a tutti, Francesco Pirro di SNO. La nostra società è presente qui sul territorio, è stata fondata da me e mio fratello Andrea nel 1988. Quest'anno facciamo 35 anni di attività, quindi per noi, avendo fondato questa società da ragazzi, è un obiettivo abbastanza importante, i 35 anni di attività. Noi, il nostro core business è nato con il service, il rimessaggio per imbarcazioni all'epoca piccole, oggi riusciamo a lavorare su anche navi da diporto fino a 60-65 metri. La nostra società sinceramente è abbastanza conosciuta più all'estero che in Italia, questo grazie ai nostri rapporti che abbiamo avuto in tanti anni con i maggiori partner di costruttori di imbarcazioni sia italiani tipo San Lorenzo Azimut, oggi rappresentiamo il gruppo Ferretti qui per la Sardegna, o anche grosse società americane di fisherman, oggi siamo Viking che è una società leader al mondo per quanto riguarda i fisherman e siamo per tutto il mercato europeo. Quindi grazie a queste partnership con questi produttori di grosse navi da diporto siamo riusciti, visto che dovevamo garantire un'assistenza abbastanza puntuale e capillare a tutti i proprietari di queste barche, ci siamo organizzati col service facendo dei reparti per assistere le barche a 360 gradi. Questo piano piano oggi è una grossa realtà. A fianco a questa attività di service abbiamo sempre, come dicevo prima, sviluppato l'attività commerciale, che quella è la prima fonte sia di reddito, perché logicamente vendendo barche nuove si ha un buon risultato economico quando uno fa l'operazione commerciale, ma soprattutto perché poi dopo la barca uno diventa il consigliere. Se uno fa buono il lavoro del service, normale che i clienti automaticamente ti lasciano la barca di rimessaggio e prendono da te tutti i consigli. Quindi facendo la parte commerciale ha aiutato a crescere la parte del service. Poi ritorneremo sui vostri progetti per il futuro, perché poi lì ci agganciamo per disegnare. L'ultima cosa è su Nova Marina, logicamente è l'attività che è nata nel 2008, quella di costruzione di imbarcazioni e tender di lusso. Con Nova Marina abbiamo fatto questo percorso che poi molti di voi conoscono il marchio, che è uno dei maggior player al mondo per quanto riguarda la costruzione dei luxury tender. Grazie dottor Pirro, poi torniamo nel secondo giro. Francesco Della Torre, una perfetta sintesi tra nautica e turismo che diventa qualcosa di più. Ecco, buongiorno a tutti. Francesco Della Torre, CEO di Yacht in Sardegna. Noi siamo un gruppo d'aziende a gestione familiare, operiamo sul territorio della Gallura dal 2000, quindi ormai 22 anni. Abbiamo iniziato a occuparci di nautica, però abbiamo la presunzione di parlare di turismo
facciamo quello che in gergo probabilmente è conosciuto nell'immaginario collettivo con la parola charter. In realtà qua, soprattutto in Regione Sardegna, con l'aiuto di Confindustria, dell'attuale giunta e della precedente giunta, siamo riusciti a fare un grosso strappo in avanti e siamo riusciti a normare l'attività che noi in realtà svolgiamo da 20 anni e abbiamo coniato quello che è l'albergo nautico diffuso. Alla fine, per essere pratici, si tratta di barche, si tratta di nautica, ma siamo una grande struttura ricettiva, siamo un grande albergo con tantissime presenze alberghiere, abbiamo tutti i requisiti delle strutture ricettive con delle complicanze aggiuntive che sono quelle legate al fatto che la barca è una stanza d'albergo che si muove in mezzo al mare e quindi può avere diverse criticità, da una parte. Dall'altra parte abbiamo anche la visione, la presunzione, lo slancio di pensare che il nostro, oltre che essere una forma di turismo esperienziale, è un turismo ecosostenibile e vorremmo che diventasse il turismo ecosostenibile del futuro. In passato i nostri clienti erano i velisti, gli appassionati di mare che facevano il movimento con la barca. Oggi sempre di più il cliente invece utilizza la barca né più né meno che come una casa galleggiante, riuscendo ad andare a occupare e a visitare quegli spazi di costa, pensiamo alla Sardegna, con i suoi 1800 km di costa, il 50% di questi chilometri di costa è completamente interclusa, cioè o la si vede dal mare o da terra non si ha la possibilità di raggiungerla. Francesco, Spesso... non ci svelare niente di più, perché dopo poi entreremo nel dettaglio ai nuovi progetti. Ingegner Pippo Bello, tutti vivono l'aeroporto, tutti conoscono l'aeroporto, ma Geasar è molto di più. Sì, io mi presento, sono Silvio Pippo Bello, sono l'amministratore delegato di Geasar, aeroporto di Olbia. Oggi sono un po' confuso perché non so più cosa facciamo. Perché noi normalmente cerchiamo di aprire la porta nord-est della Sardegna ai visitatori che arrivano nella nostra bella isola, non solo, ma cerchiamo anche di far conoscere ai nostri corregionali le bellezze del mondo intero. Questo è il nostro diciamo core business. E poi durante alcuni momenti, periodi dell'anno che ahimè dove il traffico aeroportuale diminuisce, cerchiamo di legarci sempre il più possibile al territorio. Questa è una delle nostre diciamo, missioni e quindi con degli eventi che utilizzano le infrastrutture noi ospitiamo questi eventi, a volte li organizziamo e in questo caso ringrazio l'ASPAL di averci coinvolto in questa cosa che credo che abbia molto successo e ci ha fatto scoprire che l'aeroporto è una vocazione in più, Silvio. Ha una vocazione in più che è quella di... Sì, ma come dicevo prima a te Antonio mi stanno venendo alcune idee che poi svilupperemo. Magari le mettiamo in campo poi parlando dei nuovi progetti. Sì. E dall'aeroporto, quindi infrastruttura strategica del territorio, passiamo a un'altra infrastruttura strategica che è il Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est Sardegna, che si muove come una multi-utilities. Aldo? Ormai siete impegnati su vari fronti, seguite tanti progetti che stanno diventando importanti per il territorio. Allora, questo non so se funziona. Sì, dovrebbero essere tutti Sì? Sì, ok. Allora, anch'io mi presento, sono Aldo Carta, sono il direttore generale del Consorzio Industriale Nord-Est Sardegna, noto anche con la denominazione abbreviata CIPNES, Gallura. Il nostro è un ente che nasce tanto tempo fa nel solco diciamo, delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno degli anni addirittura 60 e 70. Oggi, diciamo, dopo questa lunga tradizione di operatività e di supporto allo sviluppo economico del territorio, il CIPNES diciamo, si
configura come un ente che lavora in più ambiti, in più direzioni, ma in una strategia che è quella di sostenere lo sviluppo economico del territorio. Il core, diciamo, della sua attività, quindi la funzione principale, è quella di sostenere il distretto industriale di Olbia. Infatti abbiamo una zona industriale di circa 800 ettari, che è un grande hub dove si localizzano tante aziende, tra micro e medie e grandi aziende. Siamo intorno ai 600 unità produttive, quindi sono 600 imprenditori, diciamo, che in varia forma individuale o collettiva, societaria, operano all'interno dell'agglomerato nei più disparati settori. Ci sono delle vocazioni molto più marcate di attività economico-imprenditoriali, quindi questo è un polmone di impresa e di dinamiche di impresa molto solido, consolidato storicamente e anche vocato e aperto all'innovazione. Quindi fondamentalmente l'ente si occupa e si occuperà di creare infrastrutture in varie direzioni per supportare vari comparti. Secondo me non deve sorprendere la poliedricità, diciamo, dell'azione di intervento dell'ente, perché avendo la mission di promuovere e generare economia sul territorio, l'economia la si genera in tutti i campi possibili. Ed è anche in linea con la poliedricità di questa città, che come abbiamo visto anche quindi, grazie dei dati. alla spinta anche dei consorziati, usando un linguaggio più commerciale, dei suoi azionisti, parlo degli enti locali in primis, del territorio comunale che ci ospita, il comune di Olbia e altri enti territoriali, la provincia. Abbiamo quindi una spinta, una pressione istituzionale molto forte, che ci dà però anche la capacità e i mezzi e la potenza per poter intervenire, mi auguro, beneficamente sul territorio. E poi approfondiremo alcuni di questi progetti. Okay. E allora, da chi garantisce lo sviluppo per i 600 consorziati a un'altra impresa che sta garantendo lo sviluppo, perché nessuno come si porta sta portando questo territorio nel futuro, cercando di dotare questa città e questo territorio di quella infrastruttura di base che ormai viene indicata in tutti i report internazionali come la base necessaria per poter pensare allo sviluppo, non per farlo. Si porta al Francesco Saluta. Buonasera a tutti. Credo che in questa platea di poter dire che sono l'ultimo arrivato, perché la nostra azienda è nata nel 94, ma siamo in Sardegna dal 2012, quando un piccolo operatore della Sardegna ci venne a trovare in fiera a Milano e ci chiese di dargli una mano perché qui in Gallura in estate i servizi internet non funzionavano. Era l'anno 2011. Allora io mi presi un aereo e venni a dare un'occhiata a questo territorio e da allora non ce ne siamo più andati. Anzi, abbiamo ingaggiato una sfida. Il sindaco sorride perché io gli dico sempre che sono un saldo affettivo e lui è il mio adottante, diciamo così. Però mi può togliere la fiducia in qualsiasi momento, questo è chiaro. No, a parte la battuta, noi siamo da oltre 10 anni in questo territorio e la sfida che stiamo approcciando è una sfida sempre più crescente, sia dal punto di vista tecnologico e sia dal punto di vista dell'effort degli investimenti. Abbiamo deciso di collocarci in maniera stabile e permanente in un grande consorzio industriale, grande nel senso non dimensionale, oddio, è già abbastanza grande, ma grande dal punto di vista della gestione e della efficacia nel portare avanti i servizi alle aziende. Ecco, diciamo che abbiamo iniziato con il wireless, ci eravamo posti l'obiettivo di coprire l'intera Gallura, diciamo che ci siamo quasi riusciti. Poi l'innovazione ci ha imposto di approcciare un'altra sfida, la sfida della fibra ottica, una sfida che fa tremare i polsi, li fa tremare anche agli operatori più grandi, tant'è che diciamo anche loro rincorrono questo obiettivo. Noi abbiamo deciso di ingaggiare questa sfida con un piano di investimenti importante
E questo piano sta andando avanti, è sviluppato per circa il 55% del territorio e contiamo di andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di dare a questo territorio una infrastruttura che a partire dai cavi sottomarini... Non ci svelare troppo, Francesco, perché poi su questo tema ci saranno diverse domande. Ok. E allora passiamo da un player dell'economia locale ad un player di tutta quest'area, perché la Costa Smeralda ci ricorda tanto, ci ricorda anche qual è stata una fase di sviluppo importante per il turismo, e Smeralda Holding in tutto questo interpreta in modo completo non soltanto lo sviluppo ma anche il futuro. Dottor Mario Ferraro. Grazie, Mario Ferraro, sono l'amministratore delegato del gruppo Smeralda Holding, che, come diceva il professore, è la maggiore impresa turistica della Sardegna. Le nostre attività sono il motore principale della destinazione conosciuta come Costa Smeralda. Siamo proprietari e operatori dei 4 alberghi più prestigiosi della destinazione, il Cala di Volpe, il Romazzino e il Pedrizzolo del Cervo. A parte i 4 alberghi che rappresentano il nostro core business, operiamo anche una serie di attività complementari alla destinazione turistica, che include la Marina di Porto Cervo, il cantiere di Porto Cervo, il Pevero Golf Club. Siamo anche il più grande operatore di ristoranti, di bar e di retail della destinazione, e siamo anche proprietari di una ampia proprietà terriera di circa 2300 ettari che va dal comune di Olbia fino a quasi Baia Sardinia. E quindi vedete, abbiamo qua a rappresentare il territorio non soltanto imprese strutturate, ma imprese che nel nostro quotidiano contribuiscono a creare valore. E allora facciamo quello sforzo in più, perché entriamo adesso nel vivo di questa tavola rotonda, perché la cosa vera, e la domanda, riprendiamo dal dottor Pirro, è: rendeteci partecipi di questo piano di sviluppo. Ognuno di voi ha un piano industriale, poi lo possiamo chiamare anche un insieme di appunti per lo sviluppo, ce l'abbiamo tutti. E allora rendeteci partecipi almeno di un pezzetto di questo piano di sviluppo per far sognare un po' il territorio e con loro chi dovrà lavorare per voi. Inizio da dove ho terminato prima. Con Nova Marina logicamente è una società che si chiama Bishiver, il marchio Nova Marina, e gestiamo il marchio Nova Marina. Abbiamo fatto un processo di crescita, oggi abbiamo un notevole portafoglio ordini da qua a qualche anno, serviamo sia clienti privati come luxury tende e anche barche professionali. Abbiamo avuto un ottimo successo per quanto riguarda le barche professionali con i paesi del Golfo e quindi anche con qualche commessa che abbiamo fatto in Italia, quindi è un percorso di crescita che in giro di 2 o 3 anni arriverà a quell'obiettivo che ci eravamo prefissi quando abbiamo iniziato con questo progetto qua. L'altro progetto che ci stiamo lavorando da tantissimi anni, ormai non è più segreto, è l'SNO Marine Center, ossia un cantiere navale che insieme a quello che abbiamo oggi raggiungerà una dimensione considerevole, perché stiamo parlando di oltre 200.000 metri quadrati, e questo lo renderà unico nel suo genere, perché oggi i Marine Center, cioè i cantieri navali diciamo in tutto il mondo, Fort Lauderdale Marine Center o MB92 a Barcellona o altri cantieri che stanno in Costa Azzurra, hanno delle dimensioni notevolmente minori. Quindi potremo lavorare in imbarcazioni, navi da diporto e gigayacht. Gigayacht vuol dire oltre 100 metri e questo è un plus veramente unico, sia perché logicamente questo cantiere verrà sviluppato qui in Sardegna, quindi al centro del Mediterraneo, ad Olbia, alle porte della Costa Smeralda, dove logicamente per 2 o 3 mesi l'anno tutti i migliori yacht, le barche che ci sono in navigazione fanno passerella qua. Oggi queste barche a settembre-ottobre le mandiamo via e le mandiamo in altri posti. Sarebbe forse ora per tutto, diciamo, il territorio che rimanessero il più possibile qui, anche perché il Marine Center sarà non dico un agglomerato di società, lavoreremo sempre come SNO, come player principale, però sarà aperto anche ad altre società esterne la nostra, in maniera che il cliente avrà una scelta professionalmente all'avanguardia, in quale verranno all'interno del Marine Center delle società ufficiali di motori marini. Noi abbiamo fatto già accordi con delle case costruttrici dei motori, di elettronica, tutto quello che serve a far sì che il cliente possa scegliere questo territorio, con tutte le ricadute economiche che comporta, perché
un mega yacht in genere spende circa dall'8 al 10% del suo valore all'anno per la gestione di queste navi, quindi più sta sul territorio e più la ricaduta rimane sul territorio. Quindi questo è il Marine Center, dove avrà un'estensione di oltre 200.000 metri, dove potremo ospitare sia a mare che a terra giga yacht, cioè navi oltre 100 metri, che è un e progetto, dare assistenza. Progetto di grande respiro, che poi va incontro anche alla chiacchierata che abbiamo fatto quest'estate nell'ottica del progetto ASPAL sul polo di eccellenza per la formazione nautica da diporto, tante cose che si stanno incastrando. E insieme a queste, Francesco, ci ha incuriosito un pochino con nautica, turismo, accoglienza. Yachting in Sardinia è tanto tanto. Svelaci un segreto che caratterizzerà i prossimi 5-10 anni della tua società. Ma più che un segreto è un sogno. Partendo dalla rivoluzione normativa che siamo riusciti a fare qua in Sardegna, e uso il plurale perché veramente siamo stati capaci di unirci per fare una norma prima nel Mediterraneo, riuscire a pensare una forma di turismo nautico che sposa in pieno tutto quello che è blue economy e anche green economy, e quindi sostenibilità ambientale, ma soprattutto che sia capace di aprirsi a un pubblico potenziale completamente diverso. Faccio sempre la battuta: mi piacerebbe avere in barca la nonna di Milano come la nonna di Catanzaro. Perché? Perché questo tipo di vacanza è una vacanza che ad oggi richiede tanta innovazione, non soltanto dal punto di vista normativo ma anche dal punto di vista tecnologico. Pensiamo che i cantieri costruttori delle imbarcazioni, che sicuramente non sono giga yacht ma sono imbarcazioni da diporto, il taglio medio è tra i 10 e i 18 metri ad oggi, sta prevalendo il catamarano. Ma perché? Perché come concept sposa di più quello che è l'esigenza di casa galleggiante. Ad oggi, dicevo, è ancora acerbo. Infatti nel meeting bellissimo abbiamo fatto qua a Olbia, proprio sul incontro tema turismo nautico del Mediterraneo, abbiamo coinvolto l'ambiente accademico universitario per cercare di ridefinire quelli che sono i bisogni di questo turista nautico del futuro, per poi andare a rivisitare quello che deve essere il concept nuovo di queste imbarcazioni. Queste imbarcazioni devono diventare delle case galleggianti ecosostenibili. Allora, se pensiamo alla Sardegna, ma se pensiamo a tutta l'Italia, che alla fine è un grande pontile al centro del Mediterraneo, comprendiamo bene quelle che possono essere le potenzialità di una vision di questo tipo nel medio-lungo periodo. Quindi siamo proprio verso il mare, perché poi una delle cose che ci ha sempre incuriosito, anche nelle analisi che abbiamo fatto per il polo di eccellenza nell'alta formazione, è che il mare ci circonda. Quando vai a vedere però la sintonia delle persone che vivono in Sardegna col mare, hai tantissime sorprese. In primis sui nostri studenti. Quando proponiamo tra le diverse prospettive quella di lavorare a stretto contatto col mare, magari in tutte queste nuove professioni che poi dopo delineeremo bene, e in realtà le risposte sono le più varie. La prima cosa che ci incuriosisce è che i cantieri, il dottor Piero ci ha regalato una visione che è molto strutturata, di eccellenza, che ci porterà al centro del Mediterraneo, eppure ancora facciamo fatica a far capire che stare vicino al mare è un grande valore, non soltanto per la qualità della vita. E qualità della vita, Silvio, voi state investendo su progetti che riguardano la sostenibilità. Questo è uno degli aeroporti che si candida ad essere uno tra i più sostenibili sicuramente in Italia, ma in Europa. Sì, è vero, è uno dei nostri dei pilastri della nostra visione dell'impresa. In effetti, se io guardo al nostro piano di investimenti dei prossimi anni, un piano di investimenti che è abbastanza corposo, e penso all'innovazione tecnologica e anche alla green economy, ecco, mi accorgo che tutti questi investimenti sono trasversalmente toccati, no? Stiamo parlando di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali intese come terminal,
intese come piazzali, intese come pista di volo, e l'abbiamo appena eseguito questo grande intervento. Stiamo parlando dell'investimento in attrezzature aeroportuali, stiamo parlando di investimento in produzione di energia elettrica per quindi alimentare questo grande complesso di edifici. E come dicevo, no, tutti sono attraversati da queste due cose, no? L'innovazione tecnologica e l'attenzione all'ambiente. No? In effetti, se io penso a quando, io sono qui da 30 anni purtroppo, quindi dal 92, proprio sono esattamente 30 anni, e 30 anni fa, quando eravamo diciamo una squadra composta da poche persone, io stesso, che ero il responsabile, diciamo così, dell'aeroporto di quell'epoca, stiamo parlando di quando l'aeroporto aveva 500.000 passeggeri, io stesso ero in grado di fare qualsiasi cosa all'interno delle nostre attività operative. Io potevo prendere il posto di chiunque lavorava nell'aeroporto. No? Oggi io non potrei toccare niente, ma proprio combinerei dei disastri paurosi, perché qualsiasi cosa ha una componente enorme di tecnologia. Quindi è come è cambiato il profilo del lavoratore aeroportuale, ma parlo da chi scarica i bagagli fino al manager, al top manager, no? È tutto cambiato. Vi faccio un esempio. Adesso noi stiamo varando un nuovo tipo di gestione delle aree, le chiamiamo aree di volo, no? Quindi quello che riguarda la pista, i piazzali, per quanto riguarda il controllo della pista, che sia in condizioni di aeronavigabilità, per quanto riguarda la recinzione portuale, per quanto riguarda l'allontanamento dei volatili, che come sapete sono un pericolo per la navigazione. Ecco, lo faremo domani, saremo i primi sicuramente in Italia, lo faremo con dei droni. Quindi i nostri operai, chiamiamoli così, fra virgolette operai, che ieri, che anche oggi, saltano sulla macchina, fanno il giro, controllano l'aderenza con della strumentazione, sì, abbastanza, diciamo, tecnologica ma rudimentale. Domani opereranno dal loro ufficio facendo volare dei droni e andando a controllare il perimetro dell'aeroporto, controllando la pista nei minimi particolari e allontanando i volatili con i droni, con magari un drone che assomiglia a un falco. Quindi, no? Ecco, quindi innovazione tecnologica che condiziona appunto il profilo del lavoratore. Silvio, in una battuta ti riconosco la capacità di essere un visionario. Lo sei stato 20 anni fa, quando col sindaco, che salutiamo, che è arrivato, hai dato una impronta forte a questo aeroporto, decidendo di ospitare un progetto ambizioso come quello dell'università, e noi tutti ne siamo testimoni. Poi ci saranno nuove evoluzioni, perché siamo sulla strada di una costante capacità di crescita anche da parte nostra. L'esperimento è riuscito, se cresciamo e possiamo ambire anche ad avere nuove strutture a cui sta pensando il sindaco, è perché siamo cresciuti. Ecco, ma in questa visione, 20 anni fa hai detto forse possiamo fare una sintesi con la città, l'università è stata un buon trade union. Per i prossimi 10 anni, l'aeroporto di Olbia fra 10 anni che cosa sarà? Ma cosa sarà in termini di collegamento con la città? In generale, se tu devi pensare al tuo aeroporto, prima ci hai dato una visione bellissima. Io sono arrivato, eravamo in pochi, tutti sapevamo fare tutto, le esigenze erano poche. Poi c'è stata questa trasformazione. In realtà l'aeroporto anche simbolicamente, ecco, oggi tu prima ci hai detto, oggi stiamo ospitando un evento che è una novità di nuovo. È una novità che non ci aspettavamo, vedere tutte queste persone in bassa stagione e vederle animate perché si confrontano per trovare lavoro, fanno un dibattito come questo, è una visione nuova. Ecco, se tu dovessi pensare al ruolo che avrà un'infrastruttura come l'aeroporto, perché poi varrà anche per i porti, da qui a 10 anni, cosa sarà l'aeroporto di Olbia? L'aeroporto di per sé è un concentrato di tecnologia, come dicevamo prima, e noi nella nostra visione ci poniamo come un riferimento appunto per l'innovazione tecnologica di sistemi di questo tipo. Quindi un hub di innovazione, un laboratorio di innovazione potrebbe essere questo. Sì. E allora su questo però ci può dare un assist anche il dottor Carta, perché Aldo,
Se è vero che l'aeroporto può diventare un laboratorio per l'innovazione, è vero anche che ne abbiamo già uno che cresce in zona industriale, che si vede, si può toccare, l'abbiamo visto, e questo completa anche la gamma dei servizi. Un progetto nel cassetto, qualcosa che si vede ma che ancora magari tanti non hanno approfondito, qualcosa che ancora non si vede ma che è già nella tua testa, in quella del territorio, del sindaco, qualcosa che ci sta proiettando sul mercato. Allora, questa è una riflessione importante, perché effettivamente mi dà la possibilità di far emergere così qualche considerazione appropriata su quello che può essere lo scenario futuro. Dal punto di vista del mio ente, ma credo per tutti gli attori istituzionali, stakeholder imprenditoriali. Aldo, ci chiedono di portare un po' su. Per gli stakeholder sociali imprenditoriali che operano sul territorio. Allora, qualche anno fa, 3-4 anni fa, quando l'attuale sindaco di Olbia mi propose, in maniera fugace, proprio improvvisata, mi disse: ti vuoi occupare del consorzio universitario di Olbia, così ti impegni, ti apri su questa cosa, ma me lo disse così in maniera come sa fare, non come fa, come sa fare lui, in maniera quasi casuale. Cioè, io così di primo acchito avevo colto una certa distanza fra quello che è un ente che si occupa prevalentemente del fare, del realizzare le cose, e un organismo che invece doveva preparare il terreno per creare una classe dirigente che quelle cose poi dovrà fare in futuro. Poi in realtà la mia riflessione è stata molto veloce e mi ha portato a una connessione mentale che io avevo già approfondito e avevo già, ancorato nella mia prospettiva, nella mia visione di lungo periodo. E cioè che il territorio avesse bisogno effettivamente, e forse questa è stata la visione anche del sindaco, avesse bisogno di creare un capitale intellettuale, di creare appunto un sistema, un ambiente, un luogo, un network all'interno del quale coltivare delle competenze, dei talenti, delle professionalità, delle attitudini manageriali, delle propensioni e attitudini al rischio d'impresa, a una cultura quindi d'impresa che doveva ancorarsi su una piattaforma di alta formazione. Quindi ho preso questa proposta, buttata così en passant, così volante, repentina, eccetera, come un fatto, come un impegno decisivo, anche dal punto di vista del mio ruolo più da tecnostruttura, di ente che cura appunto la infrastrutturazione materiale del territorio, perché effettivamente quella intuizione è un'intuizione azzeccata, perché qui bisogna partire da strategie di sviluppo territoriale che devono basarsi sulla cultura della conoscenza, sulla cultura della competenza, sulla cultura del saper fare, e quindi questo presuppone anzitutto una forte connessione col mondo e con la realtà che crea la conoscenza, che approfondisce la competenza, che dà gli strumenti alla classe dirigente per poter governare il presente e il futuro. Quindi è nata questa avventura che mi porta quasi a intrecciarmi con tutti quegli attori istituzionali, e in primis con quegli attori dell'alta formazione universitaria, che sono fondamentali, direi decisivi, per far fare una crescita al territorio. Quindi da questo punto di vista io allora, ho rifocalizzato la direzione di marcia anche del nostro ente, parlo del CIPINES, e quindi il mio impegno personale, direi in via preponderante, è dedicato quasi totalmente a creare questo ecosistema. Quindi io credo molto e sto lavorando molto per creare un'infrastruttura che possa ospitare e creare
una base di formazione e di conoscenza per le nuove generazioni e per i giovani, che possa dare appunto lo strumentario ai giovani per potersi liberare dalla questua del chiedere un lavoro, ma arrivare invece a un livello intellettuale in cui il lavoro se lo inventano, se lo creano, però per fare questo c'è necessità di un ambiente che sia favorevole, che sia propizio per scatenare questa attitudine nelle nuove generazioni. Quindi con l'università in modo particolare, con gli attori istituzionali, stiamo lavorando proprio per creare un'infrastruttura, un luogo all'interno del quale le diverse competenze del territorio fanno network. Parlo del mondo dell'università, della formazione, quindi parlo del mondo istituzionale, parlo del mondo dell'impresa, parlo delle realtà sociali, parlo di quei giovani che vogliono ingegnarsi nel creare impresa. Ecco, un luogo all'interno del quale si crea questo ecosistema che fa crescere anche dei talenti, fa crescere, fa generare una cultura di impresa, una cultura del creare, del fare delle cose, del far accadere le cose. E questo credo, Aldo, sia una questo è per me la mission, diciamo, del presente e del futuro. Come sai bene tu, Antonio, stiamo lavorando in fortissimo raccordo con l'istituzione universitaria, ci sono progetti molto importanti che adesso in parte sono già conosciuti, in parte sono in incubazione, però credo che se tu oggi mi fai la domanda qual è la strategia dell'immediato e del futuro che tu intravedi per il mio ente, per il territorio, io dico che è quella di creare il capitale intellettuale, il bene immateriale, il capitale della conoscenza, perché oggi le sfide della globalizzazione, della transizione ecologica, transizione digitale, tutte queste cose che altro non sono che una società che si trasforma in maniera dirompente, con una velocità impressionante. Questo richiede veramente uno sforzo dal punto di vista dell'apprendimento, dell'istruzione, della formazione, che non appare rispetto al passato. Vedete, questa è già una grande visione strategica, e poi ci dà anche l'idea, ed è il bello di lavorare sugli scenari. Noi oggi abbiamo imprese che cambieranno pelle, non si snatureranno, ma cambiare pelle vuol dire intercettare nuove opportunità o addirittura crearle. Lo avete sentito nelle parole del protagonista di questa tavola rotonda. E allora vedere una piattaforma, come l'abbiamo chiamata, una multi-utilities, che poi è un consorzio importante che richiama tante altre entità importanti, che si proietta nel futuro dando a quelle altre entità che sono imprese la capacità di poter crescere tramite un'infrastruttura immateriale. Beh, questo è non soltanto avere tutti noi una grande responsabilità per cogliere queste opportunità, ma anche una grande visione, ed è il motivo per cui si è detto in un convegno di qualche giorno fa che Olbia rispetto al resto della Sardegna ha quella marcia in più che è data da tutte queste nuove idee. E allora su nuove idee, Francesco, tu ci hai detto sei arrivato dalla Sicilia, sei qua, ma riponiamo grandissime aspettative nella tua società, perché tu stai cablando Olbia con l'idea di renderla velocissima, perché sennò tutti questi progetti non li realizziamo, ma poi c'è tanto altro, perché c'è il data service, il data room, ci sono tutte quelle attività che magari, perché no, concentrerai ad Olbia? Assolutamente sì. C'è il sindaco, è meglio che dici che sia. Sì, certo, ovviamente. Allora, qual è l'evoluzione che ci aspetta nei prossimi 10 anni? Che il meccanico dell'azienda del dottor Pirro avrà bisogno di un ricambio. Questo ricambio che lui individuerà gli verrà stampato da una stampante 3D che sta in un laboratorio dentro la sua azienda. Questo laboratorio non è dotato di tutte le applicazioni necessarie per eseguire quell'attività. Ha solo le interfacce, quelle finali, quelle che consentono all'operatore di digitare e chiedere alla stampante di eseguire una determinata attività. Quella stampante si collegherà alla velocità della luce con un ritardo di comunicazione di 1, 2, 3 millisecondi a un data center di prossimità nel quale invece ci sta l'intelligenza con la quale quella stampante funziona.
Potrei citare un altro esempio. Questo è un futuro molto attuale, perché stiamo andando in quella direzione. Ho detto 5-10 anni, non voglio andare oltre perché io stesso faccio fatica a proiettarmi in quel futuro. Oppure l'esperienza di un turista che pretenderà di far andare avanti il suo avatar per scoprire i territori, i paesaggi, e poi ovviamente, se questo gli piacerà, deciderà di determinare in maniera concreta, vera, fisica la sua esperienza. Il nostro lavoro sta assolutamente alla base di tutto questo. Noi già questo lo vediamo e vediamo la necessità che i giovani di questo territorio capiscano che su questa prospettiva, che è basata sull'infrastruttura tecnologica, che è la parte materiale di un'infrastruttura immateriale, perché grazie alle rivoluzioni tecnologiche oramai non abbiamo più il problema della distanza fra noi e le macchine, perché la tecnologia ce l'ha azzerata. Oggi i ragazzi, purtroppo qui ce ne sono pochi, ma spero ci siano. Però ci stanno seguendo in diretta. Assolutamente. Abbiamo ragazzi, quasi 900 persone mi collegate, rivolgo quindi ci principalmente seguono. a voi, perché questo è un territorio che si trova in un allineamento astrale. Non vorrei enfatizzare troppo, ma io che conosco altri territori del sud che hanno difficoltà nel portare avanti i progetti, questo invece è un territorio che si trova in una condizione quasi ideale per traguardare quello che sto per dirvi, e cioè che oggi noi abbiamo ancora messo a terra l'1% dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione del vivere, dell'innovazione del fare. E quindi c'è un gap del sapere che solo i ragazzi potranno colmare, perché il 99% dell'innovazione ancora loro la devono fare. Ed è per questo motivo che noi, che già lo vediamo, questo futuro già lo vediamo, è un futuro in cui i giovani avranno un ruolo determinante nella costruzione delle idee, delle applicazioni, delle novità. Ed è per questa ragione che la nostra sede, che stiamo costruendo e che spero finiremo a breve, che peraltro avrà anche i data center di prossimità, proprio per aiutare le aziende a fare questo salto tecnologico, quindi significa che la forza lavoro, sempre di più si sposterà sulla componente immateriale, e quindi c'è uno shortage di competenze che deve essere necessariamente colmato, inseguito, perché altrimenti l'allineamento astrale di questo territorio, che è un territorio dinamico, che ha una classe dirigente di livello superiore alla media e che ha la consapevolezza di questa visione, altrimenti questo allineamento astrale rischia di essere vanificato. E allora la nostra azienda cosa vuole fare? Vuole abilitare questo. Francesco ci fa lavorare, gli portiamo la fibra nel molo, sull'acqua. Qualcuno dirà, ma questo è malato, questo è pazzo. No, assolutamente no, e lui lo sa, e quando lui ci pone una sfida, voglio la fibra in quel molo, noi siamo appresso a lui per portargli la fibra in quel molo, in quella caletta, attenzione. Ecco, noi vogliamo costruire una sede che, a parte avere la dotazione tecnologica necessaria, perché porterà dentro la sede tutti i cavi sottomarini che attraversano questa città, saranno tutti posizionati nella nostra sede, perché potranno lì mettere al centro la comunicazione con il mondo intero. Noi vogliamo aprire la nostra sede ai giovani. I giovani, avremo una piccola sala riunioni che apriremo, faremo una piccola applicazione per prenotarsi lo spazio, altrimenti sarebbe un po' troppo complicato gestirlo, ma i ragazzi potranno venire lì, potranno studiare, potranno avere una connessione, potranno abilitare idee, mettersi assieme, eccetera. Quindi mi spiace non poter fornire obiettivi concreti, che poi ovviamente ci sono, perché cablare il territorio è un obiettivo concreto, ma il bello deve ancora arrivare.
E con questo, guarda che sono tutti molto attenti, e poi c'è una restituzione, lo vedo anche dalla chat online, dove le persone ci chiedono, sono tutte curiose. Qua avete proposto uno scenario dove tutti stanno pensando di trasferirsi ad Olbia o comunque di mettere tra le varie ipotesi Olbia come sede per un'esperienza. Perché poi di questo e di esperienze, dottor Ferraro, lei ci ha regalato una visione che è andata sui quotidiani locali negli scorsi giorni, era proprio un piano industriale. Era il vostro piano industriale. Noi abbiamo avviato un piano industriale 7 anni fa che si poneva l'obiettivo di attirare in Costa Smeralda un maggior numero di segmenti di mercato, un maggior numero di visitatori per aumentare anche la durata della stagione. Che cosa abbiamo fatto in questi ultimi 7 anni? Abbiamo creato nuovi contenuti, nuove esperienze, nuovi prodotti e servizi complementari all'offerta turistica che prima non c'erano, e quindi inserendo per esempio una componente wellness che mancava, inserendo una componente di ristorazione molto più differenziata, facendo joint venture con grandi brand della ristorazione internazionali, e differenziando il prodotto alberghiero. Abbiamo fatto una ristrutturazione imponente dell'Hotel Cala di Volpe, trasformando il Cala di Volpe in una vera e propria destinazione nella destinazione. In questi ultimi anni abbiamo visto un incremento innanzitutto di una clientela più giovane, un aumento esponenziale di una clientela millennial che prima in Costa Smeralda non veniva. Abbiamo visto un allungamento della stagione, i nostri alberghi oggi aprono ad aprile e chiudono a fine ottobre. Abbiamo allungato la stagione di circa 60 giorni negli ultimi 6-7 anni. Tutto questo ha avuto una ricaduta anche positiva sull'indotto economico. La nostra azienda oggi conta 1200 dipendenti nel periodo di punta della stagione contro i 700 dipendenti che avevamo nel 2015. Il fatturato nello stesso periodo è cresciuto del 70% e la redditività è più che raddoppiata in questo periodo, con evidenti ricadute anche sull'intera economia del territorio, perché il nostro gruppo ovviamente è trainante per l'intero comparto turistico. E questo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Ora il progetto, il percorso non è ancora finito, ma nei prossimi 5 anni riqualificheremo gli altri 3 alberghi, il Romazzino, il Pedrizza e l'Hotel Cervo, con l'obiettivo di differenziare ulteriormente il prodotto in modo tale da aumentare ancora di più l'attrattività della destinazione. E anche qui in collaborazione con grandi brand internazionali che ci consentono di accedere a delle piattaforme commerciali, promozionali, ai quali oggi non avevamo accesso. Io direi che ci siamo dati tutti insieme un impegno, lavoriamo per il futuro. Questa tavola rotonda si chiama Futuro in Movimento. Perché? Perché le sfide territoriali le dobbiamo cogliere tutti insieme e ognuno deve fare la sua parte. In un ultimo giro di battute, una battuta soltanto, la professione del futuro che non può mancare all'interno del vostro progetto. Dottor Pirro. Logicamente, vedendo quando ho iniziato io a fare nautica, logicamente, è quello che è oggi e quello che sarà domani, fare delle previsioni è abbastanza difficile. Però, logicamente, tutti i reparti, sia tecnici, quindi all'interno dei nostri cantieri siamo sempre alla ricerca di persone qualificate o da qualificare. Infatti vorremmo avere più contatti con le scuole proprio per cercare di coltivare questo entusiasmo che abbiamo noi, i nostri diciamo persone che lavorano insieme a noi, affinché scoprano anche questo settore, cioè il settore del mare, il settore dello shipping, il settore delle barche, che è un bellissimo settore. L'altra cosa che noi puntiamo tanto è la famosa scuola formazione equipaggi e specialmente anche comandanti, perché questa sarebbe una cosa buona sia per i ragazzi perché potrebbero avere un'ottima opportunità sia di lavoro ma anche di guadagni, perché la gente su certi tipi di imbarcazioni sono ottimi contratti, quindi potrebbe essere una cosa molto vantaggiosa. Poi per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, noi siamo sempre alla ricerca di architetti, ingegneri. Mi ha colpito nella chiacchierata che abbiamo fatto lo scorso luglio, quando
delineando le prospettive della formazione, lei mi disse: io penso che qua si possano disegnare degli scafi molto belli, ci vorrebbe quella figura, il designer. Ci servono tutti, perché il bello fare una previsione sul futuro, sul tipo di lavorazioni che uno potrà fare nel futuro con questa velocità, con Industria 4.0, con l'intelligenza artificiale, fare delle previsioni da qua a molto lungo diventa molto difficile, perché molti oggi presumo che qualche cosa anche nel nostro campo cambierà, specialmente sull'elettronica di bordo, quindi fare delle previsioni su quello che servirà è molto difficile, però il bello penso che piace oggi e piacerà anche domani, quindi architetti, design, quello lì logicamente saranno sempre benvenuti all'interno delle nostre strutture e troveranno sempre anche in altri reparti sicuramente un'ottima richiesta, perché dal punto di vista professionale molte figure sono richieste e purtroppo qui mancano e le dobbiamo formare. Grazie dottor Pirro. Francesco, la figura su cui vorresti scommettere? Oltre a tutte quelle che ha già nominato il dottor Pirro, sposo in pieno, per la vocazione turistica della nostra attività, la guida turistica nautica. Il dottor Pirro prima parlava di comandanti, l'attività di albergo nautico diffuso si estrinseca ai sensi del codice della navigazione con l'attività di locazione. Il comandante è un soggetto terzo al contratto di locazione e spesso questo soggetto terzo oggi è un non professionista, o meglio c'è un buco normativo, stiamo aspettando la riforma del codice della nautica, però come ci insegni tu Antonio non dobbiamo rimanere fermi e quindi la nostra idea è cercare di formare con un'academy interna e magari trovare poi un ente certificatore per cercare di coniare una nuova professione che potrebbe impegnare in un'attività di blue economy e di green economy tanti giovani sardi. Silvio. L'ho detto prima, nel settore operativo questa nuova figura del pilota di droni aeroportuale. Parlo di droni che devono muoversi all'interno del sistema aeroportuale in presenza di aeromobili che si muovono, quindi è una cosa molto particolare. Complessa ma affascinante. Per le quali occorre una certificazione ENAC che siamo in procinto di ottenere. Per quanto riguarda invece il settore manageriale, il manager della sostenibilità. Che oramai è un progetto sul quale ci siamo contaminiti con una bella tesi di laurea, esatto, con delle ricerche, con Mario. Abbiamo iniziato da un po' di tempo, sì, con Mario Garau, per il quale utilizziamo anche una validissima ragazza che si è laureata qui. Una nostra laureata, e di questo andiamo orgogliosi perché riusciamo ad avere un contatto costante tra i nostri studenti e laureati e le aziende. Grazie Silvio. Aldo, tu la domanda è che qua ci hai disegnato un futuro interessantissimo, le figure chiave, chi ti aiuterà a sviluppare tutto quello che hai in mente? Chi mi aiuterà? Ma ti aiuterà nel senso quali professionalità? Perché in una struttura che cambia come la tua ci vogliono professionalità nuove. Quale ti viene in mente? Questa non ce l'ho ma mi serve. No, vabbè, ci vuole una figura poliedrica, assolutamente, bisogna avere una visione globale. Perché noi abbiamo parlato quindi un project manager, competenze verticalizzate, di competenze settoriali, tecnologiche, robotiche, fra poco, però ci vuole anche la globalità della visione di uno sviluppo e di una strategia di sviluppo. Questo per forgiare un imprenditore più consapevole, più attento, perché non è tutto semplice, non è che, voglio dire, noi semplifichiamo molto qua dentro, decantiamo anche alcune cose, eccetera, però non è tutto così. Ci vuole molta resistenza, fare, diciamo, azione di sviluppo di un territorio, ci vuole molta dedizione, passione, resistenza, fatica. E poi arrivano anche le soddisfazioni, arrivano anche le soddisfazioni. Quindi ci vuole l'uomo completo, ci vuole l'uomo globale che sappia vedere tutte le componenti del territorio in cui vive e soprattutto in un'ottica di un imprenditore. Ecco, dobbiamo creare un imprenditore più globalizzato, più consapevole. È una sfida interessante. Più consapevole
del fatto che vive in un'economia globalizzata, internazionale, che richiede quindi una conoscenza, una competenza molto, ma molto verticalizzata, ma anche molto vasta, ampia, profonda. Ci stiamo lavorando, noi qua abbiamo un corso di laurea in Innovation Management for Sustainable Tourism molto trasversale, perché a dispetto poi della declinazione turistica formiamo ragazzi che con le lezioni in lingua inglese e col double degree li mandiamo un anno della loro esperienza biennale all'estero per conseguire poi un titolo unico che è spendibile in tutta Europa. Forse Aldo ci stiamo già trovando. Francesco. Allora, io intanto vorrei dare una brutta notizia, visto che siamo nel mondo... Ma non bruttissima, eh? No, brutta, ma come stimolo per... Allora, noi abbiamo parlato del PNRR. Io l'altro ieri ero a un evento del nostro settore. Anche il nostro settore, anzi il nostro settore in particolare, assieme a quello della transizione ecologica, è il settore dove ci sono i maggiori investimenti in Italia, oltre 60 miliardi. Allora, il PNRR ovviamente è stato fatto scalettando gli obiettivi. La Sardegna, per raggiungere gli obiettivi del 2023, dovrà avere uno scale up di risorse, cioè un aumento di risorse del 200%, in termini di operai, mezzi, risorse, eccetera. Questa è la brutta notizia dal punto di vista dello stato di fatto, ma spero una bella notizia dal punto di vista delle opportunità di lavoro, mi rivolgo anche alle istituzioni locali, perché altrimenti gli obiettivi del PNRR, quelli proprio veri, pratici, noi non li raggiungeremo, perché senza le persone non si fanno i lavori. E questa è la parte brutta. Poi diciamo la parte più strana. Quando io vado nei licei, ogni tanto mi chiamano a parlare e mi dicono ah beh certo tu saresti più interessato ad andare negli istituti, e io dico sempre no, perché nella mia azienda, 82 persone, forse qualcuno in più, ci sono ingegneri, ci sono economisti, ci sono filosofi, ci sono biologi, ci sono architetti, laureati in scienza della comunicazione, e potrei andare avanti con tutta una serie di lauree di natura di tipo umanistico. Dice, cosa c'entra l'umanesimo nella tecnologia? Questi nostri colleghi danno un contributo alla creatività, alla visione, alla costruzione delle competenze immateriali che in un'azienda fatta di soli ingegneri non sarebbe possibile ottenere. Quindi voglio dare un altro incoraggiamento a questi ragazzi che ci seguono. Non vi fate condizionare dal fatto che un ingegnere trova lavoro neanche dopo che si è laureato, o non so chi, perché le aziende, man mano che si renderanno conto che l'asset immateriale della conoscenza, della competenza nelle aziende sarà fondamentale, scopriranno anche le funzioni e le professioni di tipo umanistico. Quindi continuate a fare quello che vi piace, fatelo bene e sicuramente troverete uno spazio nel mondo del futuro e dell'innovazione. Grazie Francesco. Dottor Ferraro, le figure chiave del vostro piano industriale. Allora, oggi noi abbiamo tantissime figure professionali nella nostra azienda che 10 anni fa neanche esistevano. Probabilmente fra 10 anni ne avremo altre che oggi neanche possiamo immaginarci, no? Per cui io penso oggi la vera sfida, perché il mondo evolve più rapidamente, sempre più rapidamente rispetto al passato, è di adattare le scuole, le università a questo fabbisogno formativo che evolve, che cambia continuamente, per preparare quelle professionalità che servono oggi ma che servono soprattutto per far fronte alle esigenze future. La figura professionale nuova, per esempio, che noi stiamo introducendo oggi nella nostra azienda è l'ESG manager, perché è il tema della sostenibilità, ma anche i temi sociali, della diversità, dell'inclusione, sono temi con cui oggi le aziende si confrontano, tutte le aziende si confrontano, ma 10 anni fa non era un tema per nessuna delle nostre aziende. Ed è difficile trovare persone che abbiano una qualificazione per poter coprire questo ruolo.
E c'è una grandissima domanda insoddisfatta proprio perché c'è questa mancanza di professionalità rispetto a una domanda invece che è molto forte. Per cui, ecco, il mio auspicio è che in futuro ci sia una maggiore capacità di sviluppare proposte formative che consentono di colmare questo gap e di formare e creare queste professionalità che soddisfano i bisogni di oggi ma anche i bisogni del domani della nostra azienda. Grazie dottor Ferraro. Maica, prima di trarre le conclusioni tutte insieme, io chiedo ai nostri ospiti se hanno piacere di rimanere con noi. Abbiamo in collegamento il dottor Romano Benini, che è un esperto di politica economica della Presidenza del Consiglio, con il quale già abbiamo avuto modo di dialogare sui temi del mercato del lavoro e sugli sviluppi futuri in occasione della prima tappa a Sassari, e che oggi, ricollegandosi, Romano, hai assistito anche al talk e hai sentito le imprese. Qua c'è grande voglia di crescere. Vogliono tutti assolutamente andare avanti. Sì, davvero tanti complimenti per un'area che è destinata a essere abbastanza da traino, credo, per lo sviluppo della Sardegna, e non solo per il turismo ma anche per le tante attività che avete comunicato. Tra l'altro mi è piaciuto in particolare un segnale quasi olivettiano che esce dalla consapevolezza per gli imprenditori più avanti, sanno bene che oggi queste trasformazioni, questo quarto capitalismo richiedono un mix di competenze tecniche e competenze umanistiche. Le imprese sanno che c'è questa necessità, a volte magari noi con il nostro sistema universitario e di istruzione tecnica non siamo all'altezza di una sfida impegnativa che è quella di combinare appunto il mix di saperi e di competenze. C'è un saper fare ma c'è anche un saper essere che hanno bisogno di essere assolutamente tenuti insieme. Quindi certamente questo è un confronto molto utile perché poi sono questi imprenditori che fanno da traino come referenti degli stakeholder anche con i soggetti chiamati decisori pubblici a promuovere gli interventi sul territorio. Mi chiedevi, Antonio, se quali sono, diciamo, le novità, le prospettive rispetto alle riforme. Qua vedi che abbiamo tante idee, gli strumenti che porta l'ASPAL, che ci ha portato prima l'assessorato, poi che ci ha raccontato anche il presidente della Fondazione dei Consulenti del Lavoro, ci hanno dato un po' di assist. Tu ci fai una bella sintesi perché poi venendo alla Presidenza del Consiglio ci dai anche quelle informazioni nuove che sono attualmente in trattazione. Allora, innanzitutto per quello che riguarda il PNRR parto da ciò che diciamo mi impegna. È in costruzione, in definizione proprio in queste ore un nuovo provvedimento che riforma alcuni aspetti che riguardano la governance del PNRR per poter insieme alle regioni arrivare ad una accelerazione della nostra capacità di spesa rispetto agli investimenti. È chiaro che tutto questo implica anche un raccordo con le regioni perché il PNRR in parte dovrà anche anticipare delle linee di intervento e di investimenti che poi ricadono sulla programmazione regionale 21-27 che si sta proprio confezionando in questo periodo. Per quanto riguarda poi i temi che ci sono cari, che riguardano cioè la formazione e il lavoro, noi andiamo a sostenere e speriamo che anche la Sardegna possa da questo punto di vista attivare e creare le condizioni per un potenziamento del sistema degli ITS, cosa assolutamente fondamentale e che credo costituisca anche un obiettivo importante per la regione Sardegna. L'obiettivo è quello di raddoppiare il numero degli ITS in Italia entro 2 anni. E l'altra prospettiva, che anche questa è molto significativa nel rapporto con le imprese, è riuscire a fare in modo che il sistema della formazione professionale e anche gli ITS possano essere soggetti di riferimento per il sistema duale. Abbiamo cioè la necessità che i ragazzi, come avviene in Germania, come avviene in tante regioni italiane, non soltanto attraverso l'apprendistato formativo, ma anche attraverso il sistema duale, possano lavorare acquisendo la qualifica e non il contrario, oppure possiamo anche dire acquisire la qualifica lavorando, ma l'importante è che il sistema appunto duale che consente, come sapete, al ragazzo mentre svolge un'attività lavorativa di arrivare alla qualifica o al diploma possa essere promosso come uno strumento ordinario nel ciclo di formazione tecnica. Su questo negli ultimi anni è andata molto bene la sperimentazione fatta in Trentino
e poi in Veneto e in Lombardia, e c'è uno sforzo perché questo strumento possa trasferirsi nelle altre regioni italiane. Stiamo completando con le regioni il piano di rafforzamento dei centri per l'impiego, che in particolare in Sardegna, come sapete, vede al centro il ruolo di ASPAL. Stiamo lavorando al superamento del reddito di cittadinanza. Avrete credo notizie sulla stampa nelle prossime, forse già nei prossimi giorni, con diciamo la creazione di uno strumento in buona parte diverso. E poi soprattutto è partita l'attività finanziata dal PNRR del programma GOL, cioè il programma che mette in formazione e in aggiornamento delle competenze i disoccupati italiani, tutti quelli che stanno come dire inseriti nella NASPI o nel reddito di cittadinanza. La Regione Sardegna assolutamente, è stata molto brillante, ha realizzato i target previsti a fine anno e adesso credo dovrà fare, ma la dottoressa Versano questo lo sa meglio di chiunque altro, la presa in carico, il cosiddetto assessment e l'avviamento poi ai percorsi di accompagnamento al lavoro e di selezione di alcune migliaia di disoccupati sardi che stanno avendo il piano diciamo il percorso personalizzato. Questo all'interno di un intervento che ha già portato quasi un milione, è un dato veramente significativo, di disoccupati italiani a essere presi in carico su questo programma condiviso con le regioni, che andremo assolutamente ad accelerare nelle prossime settimane. E infine c'è credo una buona notizia, quindi io faccio un intervento come vedete molto concreto, non faccio un intervento da immaginifico. L'altra buona notizia è che abbiamo adesso il 28 febbraio, come sapete, chiude questa seconda edizione del Fondo Nuove Competenze, ma abbiamo 1 miliardo pronto, più 230 miliardi di avanzi della precedente programmazione, che vanno reimmessi in un sistema, quello che conoscete, Fondo Nuove Competenze, che è per noi molto importante perché costituisce una modalità di sostegno alle imprese per la formazione e la riqualificazione nei momenti anche di calo della domanda, con come conoscete il meccanismo, c'è una diminuzione del numero del monte ore che viene destinato in modo compensativo allo svolgimento dell'attività formativa. Abbiamo finanziato in questi ultimi 2 anni circa 160 milioni di ore di formazione certificata, che hanno raggiunto circa 30.000 imprese, e pensiamo da qui a 2 anni di riuscire a fare un ulteriore salto di qualità. Tutto questo significa rimettere il lavoro al centro dell'economia, nella consapevolezza che se non si trovano, non si formano le competenze sul territorio, è difficile per gli imprenditori fare gli investimenti adeguati, e soprattutto c'è il rischio che gli investimenti possano non sortire un effetto adeguato. Per questo motivo lo sforzo che viene fatto necessariamente nel rapporto con le regioni è quello di riposizionare gli investimenti economici e finanziari in un quadro ovviamente di regimi d'aiuto adeguati e competitivi, in un sistema in grado appunto di promuovere e di rafforzare il ruolo delle risorse umane. Non è un tema semplice. Il nostro è un paese che la vera differenza tra il 2019 e il 2022 non è tanto che è arrivato lo smart working dopo il Covid, perché è anche vero che lo smart working è arrivato, e come è arrivato è anche diminuito. Non è il ricorso allo smart working la vera novità. La vera novità dei dati tra il 2019 e il 2022 è che sono raddoppiate diciamo, le difficoltà per le imprese di trovare competenze adatte. Cioè i profili di difficile reperibilità sono passati da una media del 18 a una media del 38-40% in poco più di 2 anni. Questo a significare l'accelerazione dei fenomeni determinati dal quarto capitalismo, che incidono soprattutto su quelle figure chiave del Made in Italy, su quelle esigenze che le imprese hanno e che costituiscono appunto le figure determinanti per poter fare e sostenere
sostenere un investimento. Noi di questo siamo molto consapevoli, c'è un tavolo su questo tema con le regioni. Per poter realizzare questo risultato non dobbiamo soltanto metterci soldi, dobbiamo lavorare insieme con le organizzazioni di impresa, con i fondi interprofessionali, con i territori, rafforzando l'orientamento, i servizi per il lavoro, lavorando pancia a terra con le scuole e avvicinando, credo, i giovani anche a una cultura del lavoro. Non è soltanto un apprendimento tecnico, ma è anche, a mio parere, perdonatemi se la dico in questo modo, un apprendimento culturale, un atteggiamento che i giovani devono avere davanti alla sfida della disciplina, del lavoro, della competenza, che non è soltanto l'acquisire una competenza tecnica, ma anche acquisire una passione, una voglia di fare, una motivazione che deve arrivare dalle famiglie e dalla scuola per poi arrivare chiaramente alle imprese. Troppe volte nei nostri colloqui vediamo di fronte giovani che hanno lo sguardo vuoto, lo sguardo perso, e invece quello che si cerca quando si fanno i colloqui di selezione molto spesso non è tanto il curriculum, ma vedere un ragazzo che abbia gli occhi curiosi, che abbia voglia di fare, che lo si faccia quasi vedere nel suo approccio. Bene, questo è ovviamente un lavoro difficile, veniamo da tanti anni in cui la cultura del lavoro che i nostri genitori ci hanno trasferito, forse noi non siamo riusciti a trasferirla adeguatamente ai nostri figli, è un lavoro importante, impegnativo da fare, e lo dobbiamo fare non solo perché l'economia lo richiede, le nostre imprese hanno bisogno domani mattina di queste risorse, di questo personale, ma anche perché credo ne abbia bisogno il Paese, perché il nostro Paese si ricostruisce, esce dalla crisi grazie, credo, soprattutto a una rinnovata voglia di fare e una rinnovata attenzione al lavoro, da vedersi anche come momento di motivazione e di realizzazione dei propri desideri, non soltanto come modo per arrivare a fine mese. Per questo motivo i vostri interventi, il Job Day e tutti gli interventi che ASPAL promuove sono preziosi, perché si rivolgono anche alle scuole ed è anche un modo per creare quella rete che fa capire ai nostri ragazzi di essere al centro di un sistema di cui bisogna essere orgogliosi di far parte. Grazie Romano, grazie davvero, ci hai dato un assist importante. Maika, tante suggestioni ma tanti fatti concreti. Le imprese qua ci hanno prospettato un ulteriore sviluppo di questo territorio che però varrà per la Sardegna e ci proietterà ancora una volta nell'ambito nazionale e internazionale, ce l'hanno ricordato tutti. L'ASPAL avrà un grande lavoro da fare, lo ha già fatto e dovrà continuare a farlo. Chiedo scusa intanto per la voce. Sì, le testimonianze di tutti questi imprenditori ci fanno capire che si sta investendo molto nello sviluppo produttivo del territorio, con diverse vocazioni rappresentate in questo incontro. D'altro canto, per poter rispondere poi alle esigenze che ne derivano in termini di forza lavoro, le energie messe in campo sono diverse, le ha riassunte in maniera egregia il professor Benini, dicendo appunto che si agisce in un sistema integrato dove c'è una condivisione della responsabilità sociale nel fare economia. E quindi ecco che dal lato delle istituzioni ci sono una serie di strumenti che sono messi in campo, che stiamo cercando di attuare, ma elemento fondamentale proprio l'orientamento di quei giovani che saranno i lavoratori del domani e che faranno una grande differenza, anche perché persone in grado di essere flessibili verso il cambiamento delle qualifiche professionali, delle competenze che sono necessarie. Quindi una rete che vede le istituzioni pronte ad ascoltare anche quelle che sono le esigenze che cambiano, quindi con una velocità davvero enorme, molto spesso difficile da starci dietro, tant'è che qualcuno di voi ha detto oggi potrei dire che da un punto di vista professionale servono queste competenze, ma forse fra 3 anni saranno superate, ed ecco che questi nuovi lavori diventano i vecchi lavori e davvero bisogna andare a grandi velocità. Quindi da una parte un sistema delle politiche del lavoro che si basa su un corretto orientamento
avendo cura di rilevare il fabbisogno di competenze nel territorio, quindi attraverso degli osservatori locali, e dall'altro una risposta in termini di qualificazione professionale che deve vedere in campo le agenzie formative accreditate, quindi il partenariato pubblico-privato, ma d'altro canto anche un'evoluzione dell'offerta formativa da parte delle università, che devono correre quanto noi se non di più, da parte degli ITS, che hanno questa grande capacità proprio per la loro configurazione di interfacciarsi con le imprese e di poter realizzare quella formazione all'interno delle imprese durante il percorso di istruzione terziaria. Non da ultimo, gli imprenditori, le imprese chiedono davvero di poter realizzare in maniera sistematica un modello di formazione all'interno delle imprese con la formula delle Academy, e la richiesta che viene dal territorio è quella di aprire questo genere di formazione anche alle imprese più piccole, alle piccole e medie imprese, per garantire appunto una formazione continua sul lavoro e una facilità poi di inserimento e conseguentemente di crescita economica. Quindi insomma le sfide sono tante, è importante che questo cambiamento culturale venga condiviso da tutti, quindi dalle istituzioni, ma anche un grande apporto delle famiglie nel poter trasmettere una cultura del lavoro che sia quella del lavoro della propria passione, ma anche un lavoro che comporta sacrificio, ma per l'ottenimento di obiettivi importanti, personali e professionali. Con questo io so bene che appunto le prospettive del futuro sono piuttosto impegnative, però una serie di elementi sono stati seminati, bisogna appunto continuare a confrontarsi e ad ascoltarsi per poter andare nella direzione che risponde allo sviluppo economico. Marica, possiamo essere soddisfatti di questa giornata, ringraziamo tutti i nostri ospiti e rimandiamo tutti all'appuntamento del 28 a Nuoro per continuare in questo percorso verso il futuro. Grazie a tutti. Antonio, grazie a tutti.